Amici sportivi tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati. Pala Verde di Villorba. Dopo 7 anni ritorna il derby tra l'Umana Reyer Venezia e una squadra di basket di Treviso. Allora la Benetton, adesso la Treviso Basket, che è ritornata in Serie A dopo essere ripartita dalle categorie inferiori. Umana Reyer in maglia granata, Treviso in maglia bianco-azzurra in un pala verde gremito sia da una parte che dall'altra. Il primo attacco per Treviso con Tessitori, il tentativo di Cook da fuori, l'errore, il rimbalzo è nelle mani di Gasper Widmar, che parte in quintetto assieme a Dei, Bramos, Ceppel e Stone per l'Umana Reyer. Dall'altra parte Nikolic, Uglietti, Cook, Fotu e Tessitori. Gli arbitri sono Lanzarini, Di Francesco e Belfiore. Bramos, lo scarico per Ceppel, il blocco di Widmar, ma va dall'altra parte Jeremy Ceppel, lo scarico per Bramos che finge la tripla, poi ancora gioca a due con Widmar, il tiro dalla media e solo rete per Bramos. Il primo canestro della partita è dell'Umana Reyer dopo quasi 40 secondi di gioco, 2-0 per l'Umana Reyer. Primo attacco anche per Treviso, meglio secondo attacco per Treviso con Tessitori sull'arco, consegna Uglietti, preferito a Logan nel quintetto. Si prende il tiro dalla media Uglietti e anche lui trova il canestro subito nelle prime battute. Botta e risposta tra Umana Reyer e De Longhi Treviso. Questo è lo sponsor del Treviso Basket che gioca in casa qui al Pala Verde. Stone a costruire l'attacco per Umana Reyer. Dei scambia con Ceppel, ancora Stone in punta, l'accelerazione di Stone, prova a giocare a due con Widmar che si fa largo, appoggia il tabellone e dunque nuovamente in vantaggio l'Umana Reyer dopo 1 minuto e mezzo di gioco. 4-2 per gli Ologranata. C'è qualche problema con la grafica, dunque vi terremo aggiornati nel punteggio con la nostra telecronaca. Fotus, palla e canestro, va a attaccare su Dei, c'è l'infrazione di passi, arriva la palla persa dunque per Treviso sotto 4-2 in questo avvio di partita. Nella rotazione degli stranieri ancora una volta il sacrificato per l'Umana Reyer è Ike Udanu, è assente anche Mazzola, che però ha ripreso ad allenarsi e dunque si avvicina il momento del rientro per il giocatore dell'Umana Reyer, che è in vantaggio in questo derby 4-2 e ha il possesso nelle mani di Ceppel, che ci prova da lontanissimo sfruttando il blocco di Widmar. La palla danza sul ferro, non entra, il rimbalzo è di Fotu ed è Uglietti a guidare la transizione per Treviso. Ancora Uglietti sul perimetro per Cook, poi Tessitori, si fa vedere Nikolic che ci prova da 3 punti e trova il fondo della retina. Dunque primo vantaggio nella partita per Treviso con la tripla di Nikolic. 5-4 il punteggio dopo poco più di 2 minuti di gioco. Ceppel riceve da Dei, riconsegna al numero 9, step back e tiro di Austin Dei, palla che entra ed esce e dunque il possesso è per Treviso, che prova a correre. L'Umana Reyer cerca ovviamente di rallentare i ritmi. Tessitori ci prova da 3 punti sul ferro, rimbalzo offensivo ancora di Fotu. C'è il primo fallo di Jeremy Ceppel. È il primo fallo della partita, che fino a questo momento è sostanzialmente corretto, oltre che in equilibrio sul 5-4, cornice di pubblico veramente strepitosa quella del Pala Verde, con anche tanti tifosi dell'Umana Reyer, tutti quelli che sono riusciti a trovare il biglietto. Sicuramente se ce ne fossero stati a disposizione di più sarebbero venuti anche più tifosi dell'Umana Reyer. Ricordiamo che questo è stato anche il palazzetto di casa, il primo anno di Serie A, proprio 7 anni fa per l'Umana Reyer, che nel frattempo ha guadagnato 2 scudetti, tra cui quello che veste sulle maglie. Tessitori ci prova dall'arco, il tiro da 2 punti, comunque c'è l'errore e Stone a guidare la transizione per gli Ologranata, ma già schierata la difesa trevigiana. Dei marcato da Fotu, poi Ceppel ha di fronte Nikolic, può provare a sfruttare la maggior fisicità Ceppel e infatti porta a casa il fallo di Nikolic. 3 minuti di gioco, 3-0-1 esattamente, ancora in vantaggio di 1 punto Treviso dopo il canestro da 3 punti segnato proprio da Nikolic. Vediamo ancora Ceppel, prova a reggere inizialmente Nikolic, poi come dicevo ha una minor fisicità ed è costretto a spendere fallo. Ancora Ceppel che riceve, attacca il ferro, va in sottomano, ritorna in vantaggio l'Umana Reyer con il bel movimento di Jeremy Ceppel. Inquadrato adesso il numero 21 che dà il 6-5 all'Umana Reyer. L'attacco di Treviso cerca Fotu, raddoppiato, ancora palla sul perimetro a Uglietti, buona la circolazione, poi Tessitori ma strappa il pallone Ceppel e prova la transizione l'Umana Reyer, ma ancora Treviso brava a ricoprire il pitturato, come dicevo ha interesse a cercare di rallentare il ritmo. La formazione Ologranata, Stone per Dei che finge il consegnato a Ceppel, poi va in prima persona ad attaccare Fotu
finge il tiro, scarica ad una mano ancora per Jeremy Chappell, ultimi 5 secondi dell'azione, Vidmar sotto canestro ci prova, non riesce a segnare, non subisce nemmeno il fallo nel contatto con Tessitori, dall'altra parte sul fallo c'è assolutamente per Michael Bramos. Si lamenta la panchina di Treviso che chiede l'antisportivo, ma mi sembra che il fallo sia assolutamente nei limiti del regolamento. Rivediamo il replay precedente, ha ricordato Nikolic, non è questa l'azione del fallo, questa è l'azione di un attacco dell'Umana Reyer. Ha sbagliato dunque la regia a proporre il replay, intanto però c'è un replay che sta controllando la terna arbitrale, lo ripeto, organizzata da Lanzarini come primo arbitro e poi Di Francesco e Belfiore come assistenti, per andare appunto a controllare se il fallo di Bramos fosse antisportivo o meno. Dal vivo non sembrava, intanto vediamo che noi il replay, il contatto c'è, è duro, ma mi sembra, ripeto, nei limiti del regolamento. La valutazione sta agli arbitri. Comunque, in caso di dubbio, resterà fallo semplice, come è stato fischiato nell'azione. Dicevo che questo è stato il palazzetto dell'Umana Reyer al primo anno di Serie A, al ritorno dopo il fallimento del 1996, e qui sono giocati gli ultimi 2 derby con 2 vittorie esterne. La prima dell'Umana Reyer di un punto sul campo di Treviso, poi sempre a Treviso si giocava, ma la squadra di casa in quel caso era quella orogranata. Vinse Treviso, che poi però a fine della stagione lasciò la Serie A per tornarvi appunto quest'anno. Vediamo la decisione degli arbitri mentre è pronto a entrare Watt. Fallo semplice e dunque rimessa per Treviso, 6:12 da giocare. Vediamo ancora Nikolic che va via e cerca di far vedere anche il contatto chiedendo l'antisportivo, ma ripeto, il fallo è semplice ed è giusta così l'interpretazione. Dicevo, entra Watt al posto di Gasper Vidmar. Il primo cambio a 6:12 dal termine del primo quarto, sul punteggio che dice Umana Reyer 6, Treviso Basket De Longhi 5. Treviso che è in attacco con la rimessa di Uglietti, uscita proprio di Nikolic che ha di fronte Chappell, arriva il blocco di Tessitori, servito Fotu, ancora un duello con Austin Day, alza la parabola il neozelandese, torna in vantaggio Treviso allo scoccare del quarto minuto di gioco, 7-6 per la De Longhi, con l'attacco ora nelle mani dell'Umana Reyer, con Mitchell Watt che tocca la sua prima sfera, poi Day aggredito dal raddoppio, scarica in angolo per Stone che si prende la tripla dall'angolo sul primo ferro, ma c'è Chappell a rimbalzo offensivo e c'è un fischio contro la difesa. È il primo fallo di Cook, il secondo di squadra per la De Longhi. Anche in questo caso si prenderà comunque solo con una rimessa, per ora 2 infrazioni per Treviso, una per l'Umana Reyer. Bravissimo Chappell a prendere il tempo, poi Cook va a sbilanciarlo e a commettere il fallo prima del tentativo di esecuzione da parte di Chappell. Stone va proprio da Jeremy Chappell, arriva il blocco di Austin Day, va dall'altra parte e Chappell che accelera, sbaglia ma riprende il rimbalzo e alla fine trova il canestro. 4 di fila di Chappell per l'Umana Reyer, anche se intervallati dal canestro di Fotu, e l'Umana Reyer è in vantaggio di nuovo 8-7. Ci avviciniamo alla metà del primo quarto di questo derby. Uglietti servito da Cook, ha di fronte Stone, ancora sul perimetro esce Tessitori che finge il consegnato, poi va a attaccare su Austin Day, il movimento di Tessitori, il gancio sbagliato, rimbalzo di Bramos, l'Umana Reyer ha un punto di vantaggio e ora anche il pallone in mano con Julian Stone a costruire il gioco. Lo scarico per Bramos, in qualche difficoltà nel controllo, poi ancora lo scambio con Stone, il capitano vede il blocco di Watt, va dall'altra parte, porta a casa il fallo della difesa, esattamente di Nikolic, ed è il terzo fallo per la formazione trevigiana. Siamo entrati nella seconda metà del primo quarto, rivediamo ancora un replay mentre sullo sfondo il coach Walter Di Raffaele parla con gli assistenti. Ancora una volta il replay si interrompe e c'è il cambio per Treviso che mette in campo David Logan, non è partito in quintetto, non prende il posto di Uglietti che rimane in quintetto, bensì quello di Nikolic che è andato a spendere il secondo fallo personale nell'azione precedente. L'attacco dell'Umana Reyer nelle mani di Austin Day che prova ad attaccare Tessitori, va su Austin Day, c'è il fallo e vediamo adesso, dice di non aver speso fallo. Tessitori così non è, e se non vado errato si tratta del fallo del bonus. Vedremo se adesso Austin Day andrà in lunetta con 2 tiri liberi a disposizione. Tessitori intanto va ad accomodarsi in panchina. Per lui un fallo speso in questa partita scusate, no, è il terzo fallo di squadra per Treviso, ma comunque si va in lunetta
anzi scusate, il quarto fallo di squadra, il primo personale dei tessitori. Ovviamente la grafica non aiuta nemmeno noi a interpretare le cose al meglio, la mancanza di grafica, dunque vi ricordiamo che il punteggio dice 7-8, adesso 7-9 dopo il primo tiro libero segnato da Day. Per ora il massimo vantaggio è stato di 2 punti per l'Umana Reyer, di 1 punto per Treviso. Adesso Day ha a disposizione il secondo tiro libero per dare un possesso pieno di vantaggio all'Umana Reyer. E il libero di Austin Day va a segno 2-2, dunque 7-10 più 3 Umana Reyer, che ora accenna anche un po' di pressing con Julian Stone che va a marcare su David Logan in cabina di regia. Blocco di Fotu, chiude il palleggio, c'è anche Killo in campo per Treviso al posto di Tessitori. Il pallone da Uglietti a Logan, esce addirittura Watt a marcarlo, poi Fotu, ancora lui con il gancio per il -1 trevigiano. E dunque la partita resta assolutamente in bilico, molta correttezza fino a questo momento sul parquet e molto tifo acceso sugli spalti. Qui bravissimo Cook a strappare il pallone a Chappell, ad appoggiare al tabellone e a riportare in vantaggio Treviso, che appena riesce ad alzare i ritmi riesce anche ad avere maggiori spazi in attacco. 10 Umana Reyer, 11 De Longhi ora in difesa, 3,57 da giocare, il movimento di Stone, lo scarico da Day a Chappell, la tripla aperta ed è solo retina per un Jeremy Chappell che ha iniziato la partita nel migliore dei modi. +2 Umana Reyer, mentre appunto mancano 3 minuti e 40 adesso al termine del primo quarto. Uglietti gioca 2 con Killo, si fa vedere e riceve Cook, il cambio difensivo accettato dal Umana Reyer. Cook sbaglia la tripla, un rimbalzo ancora una volta di Julian Stone che poi lancia in contropiede per la schiacciata di Austin Day, allunga 2 possessi di vantaggio adesso per l'Umana Reyer, 11-15. Non è ancora la svolta della partita, ma la prima squadra appunto ad avere 2 possessi è quella Oro Granata, che ha già alle viste dei cambi, ma intanto si prosegue nell'azione con Cook che va a attaccare, trova un varco troppo facile a 3:05 dal termine del primo quarto. Arriva il canestro del 13 per la De Longhi contro i 15 dell'Umana Reyer. Marcatura aggressiva di Treviso su Austin Day che porta avanti il pallone, poi lo scambio tra Watt e Chappell, pescato sotto l'appoggio di Julian Stone che sbaglia e poi è Logan a recuperare il pallone. Facile questo appoggio di Stone che per ora si sta facendo sentire soprattutto a rimbalzo, anche se ancora non ha segnato punti nella sua partita. Logan gioca 2 con Fotu, l'uso del piede perno, il gancio, l'errore, il rimbalzo, ancora una volta sempre lui Julian Stone che lancia il contropiede per Jeremy Chappell, c'è un contrasto falloso, fallo è di Uglietti e dunque Chappell andrà in lunetta per incrementare ulteriormente il proprio bottino e soprattutto per cercare di riportare l'Umana Reyer oltre quei 2 punti di vantaggio che ci sono attualmente sul tabellone del Palaverde. 13-15 il punteggio, quasi un doppio fallo quello speso ai danni di Jeremy Chappell, prima Uglietti poi anche Cook. Comunque si andrà in lunetta perché il bonus è già stato speso dalla De Longhi, con Stefano Tonut in campo al posto di Michael Bramos prima dell'esecuzione dei 2 tiri liberi. Ecco il capitano seduto in panchina prima dell'esecuzione dei 2 tiri liberi nelle mani di Jeremy Chappell, che sbaglia però il primo, dunque si resta sul 13-15, 2:27 al termine del primo quarto. Secondo libero a disposizione del numero 21, miglior realizzatore fino a questo momento della partita. Vediamo cosa fa Chappell, segna il secondo e dunque torna un possesso pieno, il vantaggio dell'Umana Reyer. Entra Severini al posto di Foto intanto per Treviso sul 13-16, ripeto 2:27 da giocare. Adesso è inquadrato Severini che va a dare il cambio permettendo a rifiatare appunto a Fotu, il neozelandese, anche lui reduce dai mondiali, così come Tessitori per Treviso e Ariel Figlioli per l'Umana Reyer. Cook scivola sul parquet, riesce comunque a servire David Logan, step back ma non riesce a prendersi il tiro. Killo finge la tripla, torna da Logan, ancora a terra Cook e ovviamente viene fermato il gioco. 2:09 da giocare, ci sono 6 secondi per l'azione di tiro di Treviso, 3 punti di vantaggio per l'Umana Reyer. Una scivolata di Cook, non c'è stato contatto falloso da parte di Stefano Tonut che era in marcatura su di lui, comunque è rimasto a terra e giustamente gli arbitri, rivediamo ancora il replay, va
Cook, che scivola proprio con il piede perno, rischia anche l'infrazione di passi, riesce a mantenere il possesso, poi forse riporta una botta involontaria da Stefano Tonut con il ginocchio, rivediamo il replay e probabilmente sì, gli ricade con il ginocchio sulla testa Tonut. Cook va ad accomodarsi in panchina, ricordiamo 6 secondi per l'azione di tiro di Treviso, che ripropone sul parquet, vediamo Uglietti oltre a Severini ed ecco anche Pax in campo al posto di Cook. La rimessa di Logan. Severini, attenzione allo scadere dell'azione, 2 secondi e mezzo, deve prendersi una tripla. Logan lo fa da lontanissimo, infrazioni 24 secondi, la difesa dell'Umana Reyer ha retto al meglio e dunque a 2 minuti esatti dal termine del primo quarto sono ancora 3 i punti di vantaggio per l'Umana Reyer sul 13-16. Ecco qui inquadrato anche il tabellone, ha ripreso a correre il minutaggio perché si sta giocando con Stone in attacco, lo scambio con Stefano Tonut, il blocco di Austin Day che chiede il pallone di ritorno, invece viene servito per una tripla aperta. Stone sfortunato anche in questa esecuzione, buona la costruzione del gioco dell'Umana Reyer, non finalizzato, attenzione a Logan che questi tiri ce li ha ma lo sbaglia e a rimbalzo c'è Watt. Adesso sono tornati ad accelerarsi i ritmi, si adegua l'Umana Reyer, anche se ancora una volta la difesa di Treviso va a coprire perfettamente il pitturato, l'assist un po' azzardato da parte di Austin Day, poi la palla è fuori, la rimessa è per l'Umana Reyer che è pronta a inserire in campo Ariel Figlioi. 1:24 da giocare, ancora ricordo il punteggio mancando la grafica in sovraimpressione, 13 per la De Longhi, 16 per l'Umana Reyer che rimane in attacco. Entrato Figlioi sul parquet, ha preso il posto di Austin Day e dunque rimane in campo Julian Stone assieme a Figlioi, assieme a Stefano Tonut, 3 esterni con Watt sotto canestro praticamente a fare da punto di riferimento unico. No, Day c'è ancora in campo e dunque ad uscire andiamo ancora a controllare. È stato Jeremy Chappell, dunque non cambia Day e Watt come coppia di lunghi per l'Umana Reyer. Manca 1 minuto e 24 al termine del primo quarto, 3 punti di vantaggio e rimessa con il passaggio per Watt marcato da Killo, prova Watt a farsi largo, sbaglia e non di poco il tiro, gli strappa il pallone Killo, corre con il pallone del potenziale pareggio Uglietti che invece si prende il tiro a 2, lo sbaglia, rimbalzo di Austin Day, un po' di fretta qui da parte del playmaker di Treviso. Stone per Figlioi, prova a servire Watt, ancora il duello con Killo, spalla canestro, Mitchell Watt si fa largo, questa volta c'è il fallo del lungo di Treviso e Watt andrà in lunetta perché Treviso ha già speso bonus, non lei, di falli ne ha spesi invece soltanto 2, dunque c'è anche questo da considerare. Poi negli ultimi secondi di gioco una possibilità da spendere in più per l'Umana Reyer per difendere il canestro, ma intanto c'è da cercare di realizzare questi tiri liberi. 1 su 2 nel viaggio precedente di Jeremy Chappell dalla linea della carità. Vediamo come comincia la sua partita Watt, che è entrato ovviamente a partita iniziata e segna il primo tiro libero per il 13-17 più 4 Umana Reyer, con ancora a chiamare gli schemi difensivi, più che altro coach Walter De Raffaele, sapendo che dopo l'esecuzione del secondo tiro libero di Watt ci sarà l'attacco di Treviso, ma ripeto con i falli da spendere per l'Umana Reyer. Watt sbaglia il secondo, la lotta a rimbalzo premia Treviso con Uglietti che chiama i compagni al ragionamento di fronte a Ariel Figlioi, il pallone per Severini, si fa vedere Killo, ancora David Logan, 47 secondi da giocare, la tripla tentata da Parks, l'errore, rimbalzo lungo, tocca Figlioi, recupera ancora Julian Stone che va alla transizione, lo scarico per Tonut, già 5 maglie bianche a difendere l'area trevigiana. Umana Reyer era più 4 ma con il pallone in mano, servito Austin Day, il duello con Parks, ancora Day con il mano sinistra a palleggiare, con la mano destra a tirare, l'errore, il rimbalzo è nelle mani di Treviso. A questo punto può arrivare praticamente fino alla fine del primo quarto e lo sa, ovviamente in cabina di regia, la discrepanza di meno di un secondo tra il cronometro dell'azione e quello della partita. In cabina di regia dicevo Uglietti che chiama a sé David Logan, c'è un fallo di Julian Stone ma di secondi ne mancano soltanto 7 per andare al primo intervallo di questo derby tra De Longhi Treviso e Umana Reyer. Stone va appunto a cacciare il pallone spendendo il fallo una volta che è stato battuto sul primo passo, ma sa che l'Umana Reyer
adesso è solo a 3 falli di squadra e dunque non ci sono problemi, concede soltanto 7 secondi all'attacco di Treviso che litiga con il pallone, poi il recupero, Austin Day ci prova da metà campo, la palla non va e dunque dopo il primo quarto al palla verde di Treviso il punteggio dice De Longhi Treviso 13, Umana Reyer 17. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Dunque Umana Reyer che ha 4 punti di vantaggio al termine del primo quarto nel derby di Treviso, con Jeremy Chappell miglior realizzatore della partita, ma punteggio basso che è quello che più si confà anche alla formazione allenata da coach Walter De Raffaele. Treviso ha cercato di alzare i ritmi, ha sbagliato molto da 3, ma anche il predominio a rimbalzo dell'Umana Reyer ha determinato questo vantaggio della formazione di coach Walter De Raffaele nei confronti di quella di Menetti, che lo ricordiamo anche in questa occasione deve fare a meno di Imbro e di Alviti. L'Umana Reyer appunto ha fuori Mazzola per infortunio e Udano per la scelta tecnica. Intanto gli sfotò da una parte all'altra delle due curve, e questo è anche il bello del derby, è questo che rende anche particolare questa sfida, al di là di quello che dice la classifica, perché l'Umana Reyer è campione d'Italia e per ora ha faticato, ecco, lo sfottò anche da parte della curva Oro Granata. Dicevo, l'Umana Reyer è campione d'Italia, ha avuto qualche difficoltà in avvio di campionato con le 2 trasferte tutt'altro che semplici in quel di Bologna, sia con la Virtus che con la Fortitudo è rimasta in partita fino alla fine, ma sono arrivate 2 sconfitte. Adesso cerca la prima vittoria esterna della stagione, perché anche in Eurocup la formazione Oro Granata ha perso fuori casa in quel di Cuba, ma dopo aver perso la prima partita con il Partizan è riuscita a vincere la seconda in casa contro il Tofas Bursa, restando dunque pienamente in corsa sul doppio fronte campionato e Coppa. Un campionato che ancora deve far vedere i suoi valori, e dunque il fatto che Treviso giochi in casa, sfrutti il supporto del pubblico nonostante sia una neopromossa, avvicina i valori a quelli dell'Umana Reyer, che sulla carta è superiore, ma lo sappiamo, il basket è uno sport bello anche perché alle volte riesce a sovvertire quello che la carta appunto dice. Si riparte con l'Umana Reyer in vantaggio di 4, dunque in questo secondo tempo ci prova da 3 punti De Nicolao, che ha fatto il suo ingresso, il suo debutto nella partita da ex, così come c'è il doppio centro adesso per l'Umana Reyer, gioca dal numero 4 Mitchell Watt, mentre Logan batte Figlioi e appoggia il tabellone 15-17, dicevo doppio centro
per l'Umana Reyer con Widmar da 4, Watt da 3 e Andrea De Nicolau in cabina di regia con Ariel Figlioi da numero 2 e Stefano Tonut da numero 3 in sostituzione appunto di Bramos. De Nicolau penetra, scarica, Mitchell Watt cerca Gasper Widmar, ultimi secondi per l'azione, deve stare attenta l'Umana Reyer, infatti arriva l'infrazione di 24 secondi, quindi Widmar non ha la cognizione del cronometro che ha normalmente un playmaker, lui è in centro e ha dunque provato l'extra passaggio per Figlioi, tra l'altro passaggio non preciso che ha impedito a Figlioi anche di inventarsi un'eventuale preghiera sulla sirena. Partita che resta assolutamente in bilico, più 2 Umana Reyer, ma il possesso è per Treviso e attenzione a Logan che ha segnato già il primo canestro e questi sono i suoi piedi, infatti subito il time out richiesto da coach Walter De Raffaele. Logan, lo dicevo, che non è partito per la prima volta in quintetto, Menetti ha preferito estrarlo dalla panchina dando spazio a Duglietti tra i 5 di partenza e Logan ha punito dall'arco con una Treviso che fino a questo momento da 3 ha tirato piuttosto male, è arrivato soltanto il canestro di Nicoli prima di quello di Logan, ma comunque è una squadra che se entra in fiducia, se riesce a trovare la forza di questo pubblico ora inquadrato, veramente è una squadra da temere. Già la prima di campionato, sconfitta qui al Palaverde da Milano, la formazione bianco-blu ha fatto vedere ottime cose, ha fatto vedere di poter stare tranquillamente in Serie A, sia pur essendo una matricola, essendo appunto neopromossa, così come la Fortitudo Bologna, così come la Pompea Fortitudo Bologna, così come la Virtus di Roma. Si torna dal time out, chiamato ovviamente dalla panchina dell'Umana Reyer, perché sono arrivati 5 punti di Logan e un'infrazione di 24 secondi per la squadra oro-granata, che non effettua sostituzioni, dunque un time out semplicemente per cercare di rompere il ritmo agli avversari, quello chiamato da coach Walter De Raffaele, che è arrivato appunto con lo stesso quintetto e con Andrea De Nicolau in cabina di regia. Il pallone per Tonut, consegnato per Figlioi, arriva il blocco di Gasper Widmar, Figlioi si arresta per De Nicolau, extra passaggio per Tonut che guadagna centrale, ancora fuori per la tripla di Ariel Figlioi e risponde da 3 punti sull'assist smarcante di Stefano Tonut. Ariel Figlioi riportando in vantaggio l'Umana Reyer 20-18 il punteggio. Siamo dopo circa un minuto e mezzo di gioco. Attenzione ancora a Logan che spara sul primo ferro, poi il pallone tocca al secondo ma la palla non entra. Dicevo, un minuto e mezzo di gioco circa nel corso del secondo quarto. Figlioi, lo scarico per Watt che finge di prendersi il tiro a 3 punti, poi se lo prende a 2, la palla non va, si lotta a rimbalzo, tocca per l'extra possesso Andrea De Nicolau, il pallone raggiunge le mani di Stefano Tonut, ancora Figlioi servito da Tonut e ancora Figlioi a segno con la tripla che dà il più 5 all'Umana Reyer e questo è il massimo vantaggio. Aveva avuto 4 punti l'Umana Reyer nel primo quarto, anche in chiusura dei primi 10 minuti di gioco sul 13-17, adesso il canestro del 23-18. Uglietti, la penetrazione, l'arresto, il tiro sul secondo ferro, ancora De Nicolau che sceglie ottimamente il tempo, serve per Stefano Tonut, l'accelerazione di Tonut, il contatto con Parks, l'ultimo tocco è di Tonut che si lamenta di un possibile fallo da parte di Parks. Per gli arbitri invece il contatto è regolare. Andiamo a rivedere il replay. L'ultimo tocco effettivamente è di Stefano Tonut, però l'intervento non tanto con la mano che va a cacciare il pallone quanto con l'altra mano di Parks a me sembrava irregolare. Comunque concessa la rimessa a Treviso che resta sotto di 5 ma con il pallone in mano. Di nuovo in campo Tessitori che scambia con Parks, il gioco a 2, brutto il passaggio di ritorno, Watt recupera subito il pallone perso in precedenza in attacco sulla dubbia chiamata arbitrale da Stefano Tonut. Watt riceve proprio Tonut che ha di fronte Logan, serve per Ariel Figlioi marcato da Uglietti, non arriva il blocco di Widmar, adesso sì c'è il cambio difensivo con Chillo a marcare Figlioi e poi su Widmar che va un po' a incartarsi, si chiude tutta la difesa di Treviso. La palla contesa, la freccia che dice Treviso a 6:20 dal termine del primo tempo sul più 5, 23-18 per l'Umana Reyer. Widmar ha portato una botta in testa, ancora una volta tuffandoci sul parquet, quello qui probabilmente è andato a sbattere contro un compagno
Comunque una forte contusione, credo che andrà ad accomodarsi in panchina proprio per il contraccolpo Gasper Widmer, così infatti entra al suo posto Austin Day per l'Umana Reyer, che conserva appunto quei 5 punti di vantaggio trovati con le 2 triple di Ariel Figlioi, ben smarcato da Stefano Tonut. Di nuovo dunque Day e Watt come coppia offensiva sotto le plance e anche difensivo ovviamente per l'Umana Reyer, mentre per Treviso è rientrato in campo Nikolic ed è lui a costruire il gioco. Nikolic, Logan, Chillo, Tessitori e Parks in questo momento in campo per la formazione di coach Menetti. Ancora Nikolic che prova a sfruttare il blocco di Tessitori, c'è il fallo di Ariel Figlioi che si lamenta anche per un passo laterale da parte del giocatore bloccante, nello specifico Tessitori. Vediamo ancora il replay, che cosa viene a dire. No, mi sembrava abbastanza fermo Tessitori, per quanto con le gambe larghe non è convinto Ariel Figlioi. Comunque la palla rimane nelle mani di Treviso, 6:44 da giocare, più 5 Umana Reyer. Parks in attacco cerca Logan che non riesce a essere servito per l'ottima difesa di Nicolao. Adesso Tessitori per Logan, arriva l'aiuto di Watt, la tripla di Nikolic, e se non c'è Logan c'è Nikolic che da quella mattonella aveva già segnato da 3 punti, segna anche adesso ridando il -2 in una partita che non si sbilancia assolutamente. -2 per Treviso, ma subito Tonut ad attaccare il ferro, a subire il fallo di Parks. Il primo fallo di Parks, il primo fallo di squadra, così come era il primo fallo di Figlioi e il primo fallo di squadra in precedenza per l'Umana Reyer. Bravissimo Tonut ad andare ad attaccare il ferro, è quello che gli si chiede, eccolo qui. Stefano Tonut con il sottomano, peccato che il pallone non sia entrato ancora nella inquadratura del tabellone che ci aiuta, ma avevamo appunto detto il punteggio e il minutaggio. Stefano Tonut sfortunato nella prima esecuzione del tiro libero, ma ne ha a disposizione un secondo per cercare almeno il possesso pieno di vantaggio per l'Umana Reyer. Secondo libero di Stefano Tonut, sbagliato, ma c'è il rimbalzo offensivo di Watt e c'è subito un fallo speso da Chillo. È il sesto rimbalzo offensivo dell'Umana Reyer. Non si andrà in lunetta perché, ripeto, qui il fallo è arrivato su rimbalzo, ma bravo Watt, reattivo ancora una volta sotto le planche. Poi il fallo di Chillo. Ancora rivediamo il replay, letteralmente spintonato via Mitchell Watt, che guadagna dunque il possesso mentre Chillo va in panchina per Treviso. Il pallone nelle mani di Stefano Tonut, il movimento di Watt che viene servito, anzi no, perché c'è l'intercezione di Parks. Rimane in attacco l'Umana Reyer che punti di vantaggio ne ha 2 dopo la tripla messa a segno da Nikolic. Vediamo la rimessa che viene affidata alle mani di Stefano Tonut. Il movimento di De Nicolao che chiede il pallone, viene servito, ancora il backdoor di Tonut che fa saltare Parks, cade a terra Tonut che ha perso il contatto con il terreno, si è sbilanciato, arriva la palla persa. Attenzione perché Treviso ci prova ancora da 3 punti con Parks, l'errore del rimbalzo di Andrea De Nicolao e che poi va alla transizione, alza il tiro, il rimbalzo di Watt, un contrasto non falloso ancora una volta di Parks, fase un attimino confusa della partita. L'Umana Reyer conserva quei 2 punti di vantaggio, 23-21, il punteggio è basso, siamo circa al 14° minuto di gioco. Watt non è convinto del mancato fischio per fallo e rivediamo ancora, sì, ancora una volta Parks va a cacciare il pallone, ma tra Tessitori e Parks qualcuno il fallo secondo me l'ha commesso. Intanto di nuovo in panchina Tonut, di nuovo in campo Ceppel per l'Umana Reyer, 5:53 da giocare nel corso del quarto. Figlioi, la rimessa per proprio Ceppel che serve per De Nicolao, quasi spinto fuori dal campo da Parks. De Nicolao preferisce ragionare, ma sono solo 5 secondi per l'azione di tiro, l'accelerazione di De Nicolao, il tiro del playmaker, l'errore, Ceppel a rimbalzo, poi la lotta premia l'Umana Reyer. L'ultimo colpo è da parte di Cook, adesso le lamentele sono da parte dei giocatori trevigiani, ancora una volta da rivedere in questa azione. Rimane una fase confusa della partita con pochi canestri segnati dopo l'avvio, appunto rivediamo adesso il replay con Ceppel che va a rimbalzo, ma questa inquadratura non si riesce proprio a capire, è forse da qui chi è stato l'ultimo a toccare, e forse aveva ragione Treviso perché la palla forse carambola sulla gamba di Ceppel. Comunque la rimessa è per l'Umana Reyer che trova subito Austin Day, mano morbida di Austin Day, e più 4 per l'Umana Reyer, 25 punti segnati contro i 21 di Treviso, mentre ci avviamo alla metà del secondo quarto. Parks è rientrato Fotu in campo prima
prendendo il posto di Chillo. Tessitori, buona la difesa dell'Umana Reyer, il cambio difensivo, arriva l'aiuto di De Nicolao che quasi strappa palla al centro della nazionale, ma praticamente provoca il recupero di Dei, la buonissima difesa da parte di Andrea De Nicolao. Adesso è Dei a costruire il gioco, poi consegna ovviamente al suo playmaker che è Andrea De Nicolao, il gioco a 2 con Watt, ancora uno scontro, ancora un fallo, questa volta di Amedeo Tessitori, è una botta ancora per il centro dell'Umana Reyer. Siamo a un secondo dalla metà del quarto, qui il movimento di Tessitori che va a sbattere contro il giocatore dell'Umana Reyer. È il terzo fallo di squadra, come si vede dal tabellone del Palaverde per Treviso, che adesso ha chiamato anche il time out per parlare sopra questo momento in cui Treviso, a parte la tripla di Nicolic, sta faticando molto in attacco. Non che l'Umana Reyer abbia fatto molto di più, perché si partiva dal 13-17, adesso il punteggio è 21-25, quindi se togliamo la chiamata iniziale dei 5 punti di Logan e dei 6 di Figlioli, si è segnato soltanto con la tripla di Nicolic e il canestro di Dei, con lo 0-2 in lunetta di Tonut. Adesso, dopo il time out per l'Umana Reyer, ci saranno comunque 2 tiri liberi per Mitchell Watt. I rimbalzi offensivi sono veramente tantissimi per l'Umana Reyer, sono ben 9 a questo punto della partita, mentre le palle perse di Treviso sono 6, e quindi il margine dovrebbe essere ovviamente più ampio vedendo queste statistiche, ma è chiaro che le percentuali di tiro dell'Umana Reyer, al di là di questi canestri di Figlioi che stiamo rivedendo su imbeccata di Tonut, non sono altissime le percentuali di tiro dell'Umana Reyer, che è sì in vantaggio, ma diciamo così, non come altre cifre della partita sembrerebbero indicare. E poi ripetiamo, è un derby e quindi mai dare per chiuso il derby, nemmeno se dovessero esserci 20 punti di vantaggio. Del resto abbiamo visto l'Umana Reyer più volte in questa stagione rimontare proprio da ritardi così pesanti. Mitchell Watt in lunetta dopo il time out richiesto alla panchina di Treviso, dal quale l'Umana Reyer è uscita con Julian Stone al posto di Andrea De Nicolao. Sbaglia ancora per la lunetta Mitchell Watt, e qui si sta sbagliando veramente un po' troppo nei tiri liberi per l'Umana Reyer, oltre che in azione di tiro, mentre il presidente Casarin parla con coach Walter De Raffaele prima del secondo libero a disposizione di Mitchell Watt, che fa 0 su 2, dunque ancora un'opportunità sprecata dall'Umana Reyer per allungare nel vantaggio della partita. Siamo adesso nella seconda metà del quarto, 25-21 per l'Umana Reyer contro la De Longhi, il recupero però di Chappell sul brutto passaggio qui di Parks. Chappell va su, alza la parabola all'errore, poi il tap-in di Mitchell Watt ed eccolo il 27-21, non ha segnato i liberi ma ha trovato il tap-in Mitchell Watt per il nuovo massimo vantaggio Umana Reyer, più 6, 21-27. Zona adesso 3-2 per gli Oro Granata con Nicolic, arriva il blocco di Fotu, ancora Nicolic che vede un varco, si prende il tiro dalla media, lo sbaglia, la lotta a rimbalzo Fotu dopo il tocco di Tessitori, il canestro di Fotu che torna a muovere il punteggio di Treviso, che torna così a meno 4 a 4 minuti, poco più dal termine del primo tempo. Stone per Dei, consegnato per Figlioi, ancora Austin Dei che va a cercare di trovare spalla e canestro Mitchell Watt, l'accelerazione di Watt, che schiacciata di Watt, è il momento del centro che voleva rifarsi dei 2 errori dalla lunetta, lo fa con 2 canestri, tra cui questo con un'accelerazione partendo dal palleggio marcato da Tessitori. Gran canestro qui di Mitchell Watt che ha riportato l'Umana Reyer a più 6. Dall'altra parte attenzione al mismatch Tessitori Figlioi, e lo sfrutta ottimamente Treviso con il gancio del centro della nazionale per il 25-29, partita che resta piuttosto ruvida con contatti, mentre in partenza è stata piuttosto anche lineare, senza tanti falli, senza tanti fischi. Adesso i contatti non si sprecano né su un fronte né sull'altro. Chappell si arresta in attacco, deve tenere il piede fermo, si prende il tiro, un'invenzione di Chappell che è il primo a toccare la doppia cifra nella partita con questo canestro che ridà il più 6 all'Umana Reyer. Fotu dall'altra parte marcato da Dei, non c'è soluzione di continuità in questa partita. Bella azione di Treviso ma anche buona difesa dell'Umana Reyer, anche se poi il pallone resta lì ed è Tessitori a schiacciare il nuovo meno 4. Le due squadre hanno alzato decisamente
le percentuali offensive dopo il time out richiesto dalla panchina trevigiana. Il punteggio è di 27-31, siamo negli ultimi 3 minuti di gioco del primo tempo. Stone prova ad attaccare, rallentato dalla difesa, riparte da Ariel Figlioli, blocco di Mitchell Watt, ancora Julian Stone, no look per Day, la tripla aperta, l'errore, ma c'è rimbalzo offensivo, ancora Stone per Day che si fa l'area, lo scarica per Watt, si lamenta subito del palaverde, ma arriva un'altra schiacciata di Mitchell Watt per l'Umana Reyer, 27-33 a 2 minuti e mezzo dal termine del primo tempo, ma intanto dall'altra parte Fotu con il fallo di Day. Dunque potenziale gioco da 3 punti per Treviso. Day che ha dato il rimbalzo per la schiacciata di Mitchell Watt. Adesso rientra in campo Bramos al posto di Figlioli, rivediamo ancora il bell'assist di Day e il canestro, la schiacciata di Watt. Qui invece ha dormito un po' la difesa dell'Umana Reyer, con Day che è arrivato in ritardo e ha speso il fallo che manderà in lunetta col tiro libero supplementare Isaac Fotu. Il punteggio è 29-33, 2-19 dal termine del primo tempo. Il libero di Fotu va a segno e dunque 30-33 e ultimi 2 minuti in arrivo, con Julian Stone a costruire il gioco per l'Umana Reyer, marcato da Nikolic. Ancora il pallone per Bramos, poi è Stone che accelera, scarica per Day, il tiro aperto e Austin Day lo mette per il 35-30 dell'Umana Reyer. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti con l'attacco di Fotu per Uglietti. Si prende il tiro Uglietti, la stoppata di Julian Stone ma è fallosa per gli arbitri e dunque ci sono 2 tiri liberi per Uglietti. 30-35 il punteggio, 1-48 da giocare. Pronto ad entrare Gasper Widmar per l'Umana Reyer, con Uglietti che qui subisce la stoppata, riesce a spostare il pallone quel tanto che basta per subire il fallo, per mandare in lunetta Uglietti. Esce Mitchell Watt, rientra in campo Gasper Widmar che avevamo già visto seduto sul cubo del cambio in precedenza. 2 tiri liberi per Uglietti, 1-48 come dice il tabellone del Pallaverde da giocare in questo primo tempo, con il numero 16 di Treviso all'esecuzione e al canestro del 31-35, secondo libero per il playmaker della formazione trevigiana. L'Umana Reyer ancora un fallo da spendere, lo ricordiamo, e fa 1 su 2 l'errore, rimbalzo per l'Umana Reyer, dunque mantiene 2 possessi di vantaggio l'Umana Reyer, 31-35 con De Nicolao, lo scambio sul perimetro per Bramos, poi l'accelerazione e il sottomano sbagliato da Ceppelli, il rimbalzo è di Treviso. Ci avviciniamo all'ultimo minuto di gioco. Logan, forse infrazione in campo non fischiata, comunque intanto Logan va a attaccare su Day, ancora pallone sul perimetro per Uglietti. Fotu, palla sotto per Tessitori, marcato da Austin Day che scivola e poi commette il fallo, il secondo personale, il fallo del bonus per l'Umana Reyer. Manca 1:17 comunque al termine del primo tempo, si ripartirà con la rimessa per Treviso. C'è un fallo da spendere anche per Treviso, vedremo che cosa farà nell'azione successiva d'attacco dell'Umana Reyer. Intanto rimane nella metà campo offensiva la De Longhi sul punteggio di 31-35 e si parte dalla rimessa. Fuori Day, dentro Cerella che fa il suo debutto nella partita per l'Umana Reyer. Pronto David Logan a rimettere il pallone in campo. Day va a sedersi in panchina, ha speso il secondo fallo nell'azione precedente e adesso è pronto alla rimessa Logan, con Cerella entrato sul parcheggio che era da numero 4 in questo finale. Il pallone per Uglietti, l'attacco di Treviso, ancora David Logan che si arresta, prova a battere De Nicolao, ottima la difesa di Andrea De Nicolao, lo scarico per Cook, il tiro in allontanamento, questo è un canestro, ottima fattura per Cook. Quando entriamo nell'ultimo minuto Treviso è tornata a -2, 33-35 con Jeremy Ceppel a costruire l'azione d'attacco per l'Umana Reyer. Cerella
il movimento di Widmar lontano dal canestro dove non è pericoloso, riceve De Nicolao marcato da Logan, arriva il blocco di Widmar, la penetrazione, il sottomano rimbalzo di Fotu che spende subito il fallo su Widmar. 41 secondi alla fine della partita, aveva 5 secondi per l'azione in tiro Lumana Reyer e il fallo del bonus, il primo personale di Fotu, ma si ripartirà con una rimessa per Lumana Reyer sul sottomano sbagliato da De Nicolao che non aveva toccato il tabellone, dunque non era stato riciclato il cronometro dell'azione. Rimessa per Lumana Reyer che ha 2 punti di vantaggio, 33-35. La rimessa di De Nicolao trova le mani di Chappell, nuovamente per De Nicolao, fuori per Bramos che si prende il tiro, lo sbaglia, il rimbalzo di Fotu e dunque Treviso ha il pallone anche del pareggio. Dall'altra parte Logan si prende il tiro da 3 punti, non va, ma rimbalzo offensivo di Fotu, extra possesso per Treviso, Cerella lotta e c'è la transizione per Lumana Reyer con De Nicolao, va su, c'è un contatto, non c'è il fallo, si lotta, la rimessa sarà per Treviso con 15 secondi a 8. Widmar garantisce agli arbitri di non aver toccato il pallone, la rimessa comunque viene assegnata alla De Longhi. Rivediamo ancora una volta il replay, infatti dopo era Giulietti, come hanno sbagliato in precedenza dando il pallone a Lumana Reyer, adesso hanno sbagliato dandolo a Treviso. Ultimo possesso presumibilmente del primo tempo, 33 De Longhi Treviso, 35 Lumana Reyer. Logan ragiona, consegna a Uglietti, poi ancora Logan sotto per Fotu, c'è il fallo di Cerella, 3 secondi e mezzo, 2 tiri liberi in arrivo per Isaac Fotu per cercare di impattare dalla lunetta per mandare le squadre in perfetta parità all'intervallo. Una Reyer che aveva 6 punti di vantaggio fino a qualche istante fa, adesso ha rimontato via via la formazione trevigiana. L'ultimo canestro è quello di Day esattamente 2 minuti fa, adesso 2 tiri liberi per Fotu sul fallo di Bruno Cerella. E dunque il neozelandese in lunetta per la De Longhi, il primo va a segno, 34 De Longhi, 35 Lumana Reyer, secondo tiro libero, poi ci saranno 3 secondi e mezzo circa per Lumana Reyer per prendersi l'ultimo tiro. Secondo libero a disposizione di Isaac Fotu che fa 2 su 2, dunque parità. E vediamo adesso Lumana Reyer che rimette il pallone in campo con Julian Stone, tornato sul parquet. Ovviamente ci vogliono tiratori, comunque intanto 35 pari, vedremo come andrà a finire questa ultima azione del primo tempo con Julian Stone incaricato della rimessa dal fondo, cerca un compagno, vediamo in chi lo trova, Chappell per Stone che trova per Cerella, il tiro, la stoppata e dunque all'intervallo lungo il punteggio dice De Longhi Treviso 35, Lumana Reyer 35. Si giocherà tutto nel secondo tempo di questo gran derby del Palla Verde. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Amici sportivi, ben ritrovati. Palla Verde di Treviso, secondo tempo del derby che torna dopo 7 anni tra Lumana Reyer Venezia e De Longhi Treviso. Perfetta parità dopo i primi 10 minuti, 35 pari con Lumana Reyer che ha avuto un vantaggio fino a 6 punti, Treviso invece mai sopra il +1, ma è stata capace di rientrare nel finale di una partita che si sta confermando come tutti i derby, una partita tiratissima su un fronte e sull'altro. Treviso che appunto è riuscita a rimontare, che ora parte in difesa perché il primo possesso del secondo tempo è per Lumana Reyer che parte dal perimetro con Chappell, il movimento di Watt, anche quello di Stone che riceve il blocco di Austin Day, finge la tripla, Stone serve per Day, marcato da Nicolic, chiaro mismatch, cerca l'assist per Watt e c'è l'anticipo della difesa, ma
c'è un fallo da parte di Tessitori e dunque la rimessa è per l'Umana Reyer. Rivediamo ancora l'assist di Dei a cercare Watt, l'anticipo di Tessitori considerato falloso dalla terna arbitrale. Rimane dunque in attacco l'Umana Reyer in questo primo possesso del secondo tempo. Il pallone che rimane sul perimetro con Michael Bramos, cercato e trovato Mitchell Watt che va ancora a ingaggiare il duello con Tessitori, il toglie la sedia a Tessitori, arriva la palla persa per l'Umana Reyer e la transizione per Treviso con Cook, penetra, scarica per Fotu ed è il vantaggio per Treviso. Dicevo la prima volta che Treviso ha un vantaggio in doppia cifra dopo aver toccato più volte il +1 nel corso del primo tempo. Intanto è +2 sul 37-35, ma il pallone è nelle mani dell'Umana Reyer che costruisce con Stone, poi riceve Chappell, c'è il blocco di Dei che poi si allontana, viene servito nel pick and pop, adesso ha di fronte Tessitori, ancora Dei che danza, va dentro, penetra, scarica per la tripla fintata da Bramos, l'errore da 2, poi lotta a rimbalzo il capitano che strappa ancora un possesso offensivo. Quello dei rimbalzi offensivi è un dato favorevole all'Umana Reyer, anche se poi arriva l'errore da 3 punti di Chappell e il possesso è per Treviso sul +2. Fotu chiama a sé Nikolic, il blocco di Tessitori, Nikolic si prende la tripla e la mette a segno, è 3 su 3 per il momento dall'arco per Nikolic ed è +5. Massimo vantaggio per Treviso, ripeto, l'Umana Reyer ha avuto 6 punti di vantaggio nel corso del primo tempo, ma deve ancora sbloccarsi in questa ripresa. Stone, il blocco di Watt, ci prova da 3 punti anche Julian Stone, sbaglia e non di poco il rimbalzo di Uglietti per una Treviso che continua a correre. Uglietti va a attaccare su Chappell, l'errore, la lotta a rimbalzo premia l'Umana Reyer che dunque non paga dazio da questa transizione veloce della De Longhi. Dall'altra parte Chappell a difesa già schierata, Watt lo scambio con Stone, poi c'è Austin Dei che prova ad attaccare Fotu, anzi no, adesso il pallone ancora in attacco per Austin Dei che sbaglia, il rimbalzo è di Tessitori, non riesce veramente a sbloccarsi l'Umana Reyer e invece dall'altra parte Nikolic anche da 2 punti per il 42-35, il time out obbligato per la panchina dell'Umana Reyer. Nikolic esulta, 7 punti di vantaggio per Treviso che ha cominciato appunto con un parziale di 7-0. Quel che preoccupa è lo 0 dell'Umana Reyer in questo frangente, se si aggiunge il parziale con cui si era concluso il primo tempo, cioè il 5-0 con cui aveva rimontato da -5 la formazione di Menetti, adesso è 12-0 aperto il parziale favorevole. Vediamo un po' preoccupati anche i tifosi dell'Umana Reyer che hanno seguito qui a Villorba la propria squadra nel derby che, lo ripetiamo, torna dopo 7 anni. Treviso in classifica, andando a vedere lo stato attuale, ha soli 2 punti e dunque in caso di vittoria aggancerebbe l'Umana Reyer che di punti ne ha 4, frutto delle 2 vittorie interne contro Trieste, la prima di campionato, e contro Cantù nello scorso turno. In mezzo le 2 trasferte bolognesi che però non hanno fruttato nessun punto agli Orogranata. Nikolic, vediamo un po' di highlights di questo secondo tempo, ha segnato 5 di fila, per ora 3 su 3 dall'arco, giocatore per ora determinante nella partita assieme a Fotu per Treviso, mentre Logan ha dato solamente sprazzi di quella che è la sua qualità, la sua cifra tecnica. E tornato in campo per l'Umana Reyer Andrea De Nicolao in cabina di regia al posto di Julian Stone. Il pallone mani di Dei, è servito Bramos, l'uscita di De Nicolao e c'è la difesa di Nikolic con l'aiuto di Watt. Ancora ci prova da 3 punti l'Umana Reyer con De Nicolao sul primo ferro, solo maglie bianche a rimbalzo, Tessitori per Uglietti, non esce nel migliore dei modi dal time out l'Umana Reyer. Speriamo che adesso sia tornata in maniera stabile la grafica, così vedete appunto il punteggio e il minutaggio di questo derby entrato nel terzo quarto. Nikolic attacca su De Nicolao che alla fine abbassa la sbarra e dunque commette il suo primo fallo concedendo a Nikolic 2 tiri liberi. Come avevamo detto, Nikolic è uno dei fattori di questa partita. All'inizio probabilmente è lui a sbracciare e rivediamo, sì, anche se De Nicolao prova a farlo vedere in maniera un po' eccessiva, e poi arriva effettivamente il fallo di Andrea De Nicolao con i 2 tiri liberi a disposizione di Nikolic che segna il primo, prosegue la striscia di Treviso, arrivata adesso sul 43-35. Secondo tiro libero a disposizione di Nikolic che fa 2 su 2
e dunque 44-35. Il cronometro mi sembra che non sia sincrono con quello del palazzetto, comunque il punteggio è corretto, 44-35, infatti sono 7 minuti di gioco che mancano al termine del terzo quarto. De Nicolao per Dei, ci prova da 3 punti, ancora un errore, continua ad affidarsi a tiri dall'arco ma con basse percentuali. Lumana Reyer, Treviso è arrivata a più 9, può addirittura arrivare alla doppia cifra di vantaggio, dentro fuori addirittura Tessitori da 3 punti, l'errore, la lotta a rimbalzo, Bramos riesce a strappare il pallone, a guidare la transizione per Lumana Reyer che deve assolutamente sbloccarsi. Pescato Watt, fuori per Bramos che fa il passo laterale, si prende anche lui il tiro da 3 punti, anche lui lo sbaglia, e ancora un rimbalzo con Watt che cerca di tenere in campo il pallone ma è nelle mani di Treviso, con Nikolic che ci riprova da 3 e ancora segna 4 su 4 dall'arco e più 12 per Treviso che arriva a 16-0 di parziale a cavallo tra i due tempi. Il primo vantaggio in doppia cifra della partita è per la De Longhi, è tornata a scomparire la grafica, comunque 47-35. Il tentativo di Watt a cui torna il pallone in qualche maniera tra le mani, Ceppel non riesce a trovare De Nicolao che invece va sulla linea di fondo, scarica per Watt, un contatto falloso con Uglietti e si va in lunetta, rimane a terra ancora un giocatore dell'Umana Reyer, Mitchell Watt. Il fallo terminale da parte di Uglietti, anche in questo caso comunque credo che non si parli di antisportivo perché appunto però un mezzo passo laterale con l'anca Uglietti l'ha fatto. Vediamo ancora, sì, questo è un antisportivo tutta la vita, dal vivo non mi sembrava, dal replay sì, anche perché appunto si è disinteressato del pallone. Probabilmente Mitchell Watt uscirà dal campo, vedremo quale sarà la scelta da parte di coach Walter De Raffaele, cioè se inserire Widmar, che però dalla lunetta non è propriamente una sentenza, o inserire un giocatore che invece i tiri liberi li sa eseguire con maggiore efficacia, e dopo evidentemente considerare in panchina le condizioni di Mitchell Watt. Intanto l'Umana Reyer comunque può sbloccarsi dopo 4 minuti a secco e dopo, ripeto, un parziale di 12-0 nel quarto, di 16-0 a cavallo tra i due quarti. Intanto Watt è in piedi, si sta andando a vedere. Io credo, ripeto, che il fallo alla fine, vedendo l'instant replay, vada considerato antisportivo, anche se questa inquadratura forse potrebbe confermare la decisione presa dal vivo. E vediamo adesso la segnalazione degli arbitri che dicono solo fallo normale e 2 tiri liberi, con Ariel Figlioi che andrà in campo. Dunque la scelta è quella di avere un buon esecutore di liberi per l'Umana Reyer, che poi ripartirà però con Austin Day da numero 5 e Bramos da numero 4. Vediamo ancora il replay, il fallo di Uglietti su Watt che comunque è regolarmente in piedi, quindi tra breve potrà rientrare in campo. Intanto finalmente si sblocca l'Umana Reyer con il tiro libero di Ariel Figlioi, 4-7-3-6, è rientrato in campo anche Stefano Tonut per l'Umana Reyer e 2 su 2 per Ariel Figlioi, 4-7-3-7, torna a meno 10 l'Umana Reyer che ha toccato allora il meno 12 come massimo ritardo dopo aver avuto 6 punti di vantaggio nel primo quarto. L'attacco di Tessitori, chiede palla Fotus, si fa largo, arriva l'aiuto di Tonut, ancora Nikolic, è il primo errore dall'arco per Nikolic, buon per l'Umana Reyer che deve cercare di capitalizzare in questa transizione. Ma ancora la difesa di Treviso che ripiega a protezione del pitturato. Tonut, scarico per Day, poi extra passaggio, buona circolazione adesso dell'Umana Reyer che però, come si vede, ha tutti i giocatori perimetrali, non riesce ad entrare nel pitturato. Ultimi 6 secondi dell'azione con Austin Day che va a attaccare su Isaac Fotu, l'errore ma c'è il fallo di Fotu e se non vado errato è il terzo personale di Fotu, con Day che va in lunetta, se non riesce a segnare su azione, tanti tiri da 3 punti sbagliati. Intanto si arrabbia coach Menetti per il fischio arbitrale. Vediamo ancora il replay con anche qui la sbracciata forse iniziale da parte di Day, ma poi il fallo di Fotus e lo stesso metro adottato dall'altra parte del campo nell'azione precedente sul contatto tra Nikolic e De Nicolao. Adesso 2 tiri liberi per Day che segna il primo, dunque il Umana Reyer torna sotto la doppia cifra di ritardo. 3 punti, ripeto, segnati tutti dalla lunetta per gli Orogranata in questo secondo tempo. Altro libero a disposizione di Austin Day, 5-16 da giocare, dunque siamo quasi alla metà
del secondo quarto, e segna anche il secondo libero Austin Daye, 4-7-3-9, con Treviso in possesso di palla, ma ora con un vantaggio non più in doppia cifra. Si fa aggressiva la difesa di De Nicolao su Nikolic, il passaggio per Uglietti, ancora Nikolic a ricevere, prova a fronteggiare De Nicolao, si prende ancora una tripla Nikolic e ancora la segna, 5 su 6 dall'arco, 19 punti per Nikolic e più 11 per la De Longhi. Quando abbiamo varcato la metà del terzo quarto, De Nicolao va su, cancellato letteralmente da Cook, che corre dall'altra parte e batte Bramos. Non è un momento facile per l'Umana Reyer, che ancora deve segnare dal campo. 2 volte è andata in lunetta, ha fatto 2 su 2 con Figlioi, ha fatto 2 su 2 con Daye, ma Treviso sembra abbastanza in controllo, anche perché ha trovato un Nikolic assolutamente strepitoso. È un solo errore, quello dall'angolo precedente nel tiro da 3 punti, e 19 punti con appunto 5 su 6. Qui anche la gran stoppata di Cook, che sceglie ottimamente il tempo per cancellare l'iniziativa in penetrazione di Andrea De Nicolao. Cook che adesso andrà in lunetta con 2 tiri liberi per provare a dare il nuovo massimo vantaggio a Treviso. Intanto è uguagliato perché 51-39, 4:37 da giocare. Umana Reyer ha di spalle inaspesi soltanto 2 e comunque non ne ha avuto bisogno dei tiri liberi Treviso, che però dalla lunetta adesso trova il più 13 per il 52-39, e Austin Daye è pronto alla rimessa in gioco per l'Umana Reyer. Ora qualche controllo al tavolo, la pressione a tutto campo di Treviso, che poi decide però di concedere a Figlioi la costruzione del gioco. È entrato intanto in campo Widmar come centro per l'Umana Reyer, che appunto, visto il leggero infortunio riportato da Watt, era rimasta senza pivot titolare. Intanto Figlioi penetra lo scarico per Austin Daye, un'altra stoppata subita, questa volta Tessitori a cancellare Austin Daye. Attenzione al cronometro dei 24 che è stato azzerato, chiede l'infrazione di 24 secondi la panchina. Tessitori ancora una volta a caricare il pubblico, così come il pubblico carica i giocatori di Treviso, così sono i giocatori di Treviso a coinvolgere i propri sostenitori nel tentativo di battere i campioni d'Italia nel derby che torna dopo 7 anni. Qui una delle 2 stoppate arrivate in questo quarto. Guardate Tessitori come cancella Austin Daye. In precedenza era stato Cook nei confronti di De Nicolao. Adesso si sta ricontrollando se effettivamente dopo la stoppata, visto che il pallone non ha toccato il ferro sull'iniziativa di Austin Daye, ci fossero ancora secondi a disposizione dell'Umana Reyer, o se, visto che è stato azzerato il cronometro dei 24, anche il coach Walter De Raffaele a controllare appunto il monitor con i replay. Ripeto, bisogna vedere se l'Umana Reyer avrà ancora qualche secondo, forse uno, forse ancora meno, per prendersi il tiro, oppure se sia effettiva l'infrazione di 24 secondi. Un secondo, eccolo qua, la segnalazione. Certo, bisognerà fare rimessa e tiro, cercando magari di prendere il ferro, se non di segnare per l'Umana Reyer, che è al massimo svantaggio, 52-39. Rivediamo ancora come trascorrono i secondi, ma il cronometro dei 24 è stato azzerato e poi cancellato. Un secondo comunque, questa è la decisione degli arbitri. 4:15 da giocare nel quarto, 52-39 più 13 per la De Longhi, con Figlioi alla rimessa per Bramos, si prende la tripla in tempo utile ma non prende nemmeno il tabellone, così nemmeno il ferro, scusate, così il tocco di Tessitori che fa uscire il pallone dal campo viene sanato, in quanto appunto infrazione di 24 secondi dell'Umana Reyer e rimessa per Treviso, con Logan che è tornato sul parquet, prova ad attaccare Tonuti che è in marcatura, aiuto di Widmar, poi Fotu sul perimetro, ancora un tentativo da 3 punti, ancora un canestro da 3 punti, non è Nikolic e Cook stavolta, ma comunque Treviso dilaga ancora di più 16 con un parziale di più 20 a cavallo dei 2 quarti, dal meno 6 adesso al più 16, più 22 addirittura se vogliamo, dal massimo vantaggio del Umana Reyer. Tonut, Umana Reyer deve assolutamente trovare canestri dal campo, per ora segnato in questa ripresa soltanto su tiri liberi, ci prova ancora Daye dall'arco, l'errore, la lotta in balzo su Tonut, smanaccia l'extra possesso importante per Umana Reyer, ancora Bramos da 3 punti, l'errore ancora una volta, il rimbalzo è di Nikolic, adesso ancora il monitor che impazzisce azzerando
il minutaggio della partita. Ovviamente vi renderemo conto noi di quanto manca, esattamente 3-16 con il vantaggio di 55-39. Ci prova ancora da 3 punti Tessitori, l'errore, il rimbalzo di Tonut, quasi 3 minuti al termine del terzo quarto, massimo ritardo per l'Umana Reyer che ci prova da 3 punti con Stefano Tonut, la tripla che speriamo possa dare un po' di energia a questo Umana Reyer. È il primo canestro dal campo nel quarto, arriva praticamente dopo 7 minuti di gioco. Solo 7 punti segnati dall'Umana Reyer grazie a questo canestro da 3 punti. Adesso in difesa arriva lo scarico sbagliato da parte di Cook. Ripeto, speriamo che quella tripla di Tonut possa essere la scossa per l'Umana Reyer. Adesso entrano in campo Cerella e nuovamente Mitchell Watt, dunque rassicurazioni che avevamo comunque già potuto apprendere dal vivo guardando la partita sull'infortunio di Mitchell Watt, una contusione. Avrebbe anche potuto restare in campo, comunque è andato intanto a rifiatare e adesso torna sul parquet assieme a Bruno Cerella, mentre Cook ad andare in panchina per Treviso. Cook che ha trovato il massimo vantaggio 55-39, anche se poi è arrivata la tripla di Stefano Tonut, che adesso scambia con Ariel Figlioi. Si fa vedere ancora Tonut inseguito da Logan, il blocco di Edei che poi rolla. Tonut va dentro, il sottomano, 5 di fila per Stefano Tonut, e questa volta il time out è per Treviso, 2 minuti e mezzo tondi al termine del quarto. Un parzialino firmato da Tonut con 5 punti, inquadrato adesso Stefano Tonut per riportare a meno 11 l'Umana Reyer in una partita che è decisamente complicata. Lo si sapeva che sarebbe stata una partita in cui era necessario lottare dal primo al 40esimo, un blocco offensivo, chiamiamolo così, per l'Umana Reyer in questo avvio di secondo tempo, quando invece Treviso, che non aveva tirato benissimo dall'arco nel primo tempo, si è sbloccata, in particolare con un Nikolic ispiratissimo, ma anche Cook ha dato il suo contributo con la tripla del massimo vantaggio. Adesso Tonut a scuotere l'Umana Reyer verso il finale del terzo quarto per cercare di far sì che nell'ultimo e decisivo quarto di questa partita, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, ci sia ancora partita, scusate la ripetizione, nell'ultimo e decisivo periodo al Palaverde. Poi lo ricordiamo, l'Umana Reyer tornerà in campo martedì contro Limoges per l'Eurocup, ma un passo per volta per una squadra che sicuramente è stata costruita profonda per affrontare il doppio impegno Europa e campionato, ma che in questo avvio, come tante altre squadre di vertice, compresa Milano, sta faticando. Non c'è, a parte Bologna che è a punteggio pieno in testa alla classifica, non c'è una squadra che sta ammazzando il campionato. Vedremo che cosa succederà nella giornata di domani, visto che si gioca questa sera in anticipo al sabato, ma ripetiamo, non ci sono grandissimi sbilanciamenti nella classifica, e lo testimonia anche questa sfida tra i campioni d'Italia. Una squadra che ne ha promossa, attenzione a Logan, classica tripla in uscita con Ricciolo, ma il ferro respinge la sua conclusione e dunque l'Umana Reyer può cercare di continuare il proprio break. Ancora Tonut che è caldo, ma questa volta sbaglia non di poco, e Severini va a recuperare il pallone, lo serve a Parks che supera la metà campo, fermato da Ariel Figlioi. Il fallo di Figlioi è il terzo di squadra per l'Umana Reyer. Siamo appena entrati negli ultimi 2 minuti di terzo quarto. Rientra in campo Jeremy Chappell al posto di Austin Day, in cui abbassa il quintetto l'Umana Reyer, con Cerella che torna a fare il numero 4 tattico. Va a riposare anche Nikolic, che è l'uomo che ha impresso la svolta alla partita in avvio di questo terzo quarto. Il play sloveno, compagno di nazionale di Gasper Vidmar, ma oggi in maglia bianco-blu dei Longhi Treviso, che sta vincendo questo derby 55-44. Ancora lunga, Logan intanto sbaglia, ma subisce il fallo proprio da parte di Stefano Tonut. È il fallo del bonus per l'Umana Reyer, che manderà inquadrato adesso vuoto, ma il fallo è di Tonut. Rivediamo ancora il replay con Logan. Si è tolto Tonut, infrazione un po' dubbia anche questa, forse il fallo è avvenuto prima, aveva già chiuso comunque il palleggio a Logan, e comunque ci saranno i 2 tiri liberi per il giocatore ex di Sassari, ora in maglia trevigiana, per cercare di riallungare ulteriormente nella partita, ma sbaglia Logan il primo. Si resta 55-44 più
11 per Treviso, che ha avuto anche 16 punti di vantaggio sul 55-39. Può tornare a segnare adesso la De Longhi e lo fa con il secondo libero di Logan. 1:47 da giocare, 56-44 possesso per l'Umana Reyer. Figlioi prova ad accelerare l'uscita di Bruno Cerella, che non viene servito allo scambio invece con Mitchell Watt. Ancora Figlioi, c'è Cerella in punta, si prende la tripla, Bruno Cerella la mette, la tripla che riporta l'Umana Reyer sotto la doppia cifra di ritardo. È psicologica quella del -10. Intanto Logan che va a sbattere su Figlioi, ma è importante essere arrivati a -9, anche se la palla è nelle mani di Treviso, che ci prova con Uglietti da 3 punti. L'errore, il rimbalzo di Mitchell Watt. C'è 1 minuto e 14 per cercare di limare ulteriormente per l'Umana Reyer, e Tonut è caldo, va su e vediamo il fallo di Uglietti sicuro. Poi l'intervento di Parks, se non vado errato, a togliere il pallone. Secondo me il canestro andrebbe convalidato. Andiamo a rivedere il replay. L'accelerazione di Tonut, il fallo di Uglietti, e secondo me no, il pallone aveva toccato comunque il ferro, e questo potrebbe far sì che l'intervento di Parks sia corretto. Comunque si va in lunetta con 2 tiri liberi per Tonut, per l'Umana Reyer, che sta cercando di rientrare appunto dal massimo svantaggio. Per ora il parziale è di 8-1 aperto per gli Orogranata. Uglietti ha preso anche una botta nel commettere il fallo ai danni di Stefano Tonut, che è il giocatore più ispirato in questa fase della partita, e segna il tiro libero per l'Umana Reyer per arrivare sul 56-48, 1:09, non 1:45 da giocare, come riporta la grafica, che purtroppo oggi ha fatto decisamente le bizze. Viene asciugato adesso il parquet dove è caduto Uglietti, il giocatore di Treviso. Intanto ha segnato comunque il primo tiro libero Tonut, riportando l'Umana Reyer a -8. Adesso è aggiornato almeno il punteggio, anche se il cronometro no, viene azzerato nuovamente. Succede veramente di tutto purtroppo nella grafica oggi. E Tonut fa 2 su 2, 56-49, 10-1 di parziale aperto per l'Umana Reyer, mentre ci avviamo all'ultimo minuto di gioco del terzo quarto, con David Logan pronto ad effettuare la rimessa. È tornato in panchina invece Severini per Treviso Basket. Logan in cabina di regia, marcato proprio da Tonut. Il blocco di Chillo, va dentro Logan, perde il pallone e corre in transizione Figlioi. Cerella si finge la tripla, poi se la prende, la palla entra ed esce. Sarebbe stato importantissimo segnare, andare addirittura a -4 dopo essere stati sotto di 16, ma comunque l'Umana Reyer è in partita. Attenzione a Logan, questi sono i tiri di David Logan, che nel momento di maggior difficoltà per la sua squadra inventa una tripla da molto lontano. È capace di segnare anche da più lontano David Logan, ma intanto ha trovato il canestro da 3 punti del di nuovo più 10 per la De Longhi Treviso. Ceppel, ultimi possessi del primo quarto, l'accelerazione, c'è un contatto ancora a fermare Stefano Tonut. Questa volta il fallo è di Parks, veramente indiavolato Stefano Tonut in questo finale di terzo quarto. È lui che ha cercato di rimettere in partita l'Umana Reyer. Qui la difesa si è chiusa, c'è Cook, c'è Park, il fallo è stato dato a Parks e manderà in lunetta l'Umana Reyer con appunto Stefano Tonut, dopo che però Logan ha ricacciato indietro l'Umana Reyer con una tripla delle sue. Lo abbiamo detto, è un giocatore che dall'arco non ha bisogno nemmeno il tempo di pensare, neanche il tempo di caricare. Lui la mano è talmente delicata che riesce a prendersi le triple. Come delicata è diventata la mano dalla lunetta di Stefano Tonut dopo lo 0 su 2 nel primo tempo. Adesso siamo su un 3 su 3 consecutivo, è un quarto libero a disposizione che va a segno, e dunque l'Umana Reyer torna a -8, 5-9, 5-1 con doppio tecnico adesso per Cerella e Parks. Dunque non cambia nulla se non i falli individuali dei due giocatori che si sono prodotti in schermaglie dopo l'esecuzione del libero di Stefano Tonut. Rivediamo ancora il replay. Il libero di Tonut va a segno, eccoli qua, Parks e Cerella si allacciano, poi un faccia a faccia un po' tirato, niente di particolare, comunque doppio tecnico e palla che rimane nelle mani di Treviso, con la rimessa dal fondo, anzi dal lato, perché appunto essendoci stato il doppio tecnico, che raggiunge le mani di Uglietti, marcato da Figlioi. Il palleggio Treviso sa che può arrivare fino alla fine del quarto. Uglietti cercando Logan, ma c'è il fallo
di Stefano Tonut ai danni di Chillo, che andrà in lunetta con 7 secondi da giocare nel corso del terzo periodo. Lumana Reyer a -8, Chillo a disposizione altri 2 tiri liberi per riportare Treviso alla doppia cifra di vantaggio. Il centro ex Fortitudo Bologna va a tirare il primo tiro libero, lo segna, e dunque è 6-0-5-1 più 9 per Treviso. Poi Lumana Reyer avrà 7 secondi per prendersi l'ultimo tiro del quarto. Chillo segna e si riparte allora con la rimessa dal fondo sulla pressione ovvia a questo punto di Treviso, con Ariel Figlioi che chiama lo schema. È rientrato in campo Severini per evitare problemi di falli nella formazione trevigiana. In panchina proprio Chillo. Vediamo lo scarico per Cerella, il tiro sulla sirena, segno da 3 punti Bruno Cerella, e c'è ancora una fiammella di speranza per Lumana Reyer dopo i primi 3 quarti, perché Treviso è avanti sì, ma 6-1, 5-4. Noi ci sentiremo ovviamente per raccontarvi l'ultimo quarto. La tripla di Bruno Cerella dopo i canestri di Stefano Tonut hanno permesso a Lumana Reyer di rimontare. Era 55-39 a 4 minuti scarsi dalla fine del terzo quarto, dopo un avvio veramente da brividi per Lumana Reyer, che in 7 minuti è riuscita a segnare soltanto 4 punti dalla lunetta, permettendo a Treviso di involarsi 20-4, il parziale che diventa 24-4, aggiungendo il finale 25-4, aggiungendo il finale di primo tempo. Poi appunto dalla tripla di Tonut, primo canestro dal campo nel corso del terzo periodo, nel corso del secondo tempo per Lumana Reyer, proprio trascinata dal proprio numero 7, ma trovando comunque un buon gioco di squadra, anche 2 triple da parte di Bruno Cerella. Lumana Reyer prima ha infilato un break di 10-1 che le ha permesso di tornare a -7, poi dopo la tripla di Logan, il botta e risposta dalla lunetta tra Tonut e Chillo, entrambi precisi con un 2-2, è arrivata quasi sulla sirena la tripla di Bruno Cerella, che ha dato il -7 a Lumana Reyer. E sappiamo appunto come Lumana Reyer abbia rimontato, eccola qui, la tripla importantissima di Bruno Cerella, abbia rimontato anche da passivi più pesanti. Certo che l'avvio di secondo tempo con un Nikolic da 19 punti e 5 su 6 da 3 punti avrebbe ammazzato chiunque, ma i campioni d'Italia hanno il cuore, hanno la capacità, hanno la grinta per cercare di aggiudicarsi anche questo derby, che era cominciato probabilmente anche abbastanza bene, con praticamente una gestione di un vantaggio risicato, senza mai allungare troppo, ma senza neanche mai permettere a Treviso di mettere il naso davanti. Solo un +1 nel primo tempo per la formazione trevigiana, poi il +6 come massimo vantaggio dell'Umana Reyer, con Treviso che ha impattato all'intervallo e poi appunto ha cominciato decisamente meglio degli Oro Granata alla ripresa. Ma 10 minuti del basket sono un'eternità e ovviamente noi crediamo nella possibilità dell'Umana Reyer di vincere il derby, tornare a battere Treviso nella partita che ripropone la straregionale dopo esattamente 7 anni dall'ultima volta che si è giocata in Serie A.
7 punti da recuperare, ma il pallone è nelle mani di Treviso con Parks che scambia con Cook, ancora Parks che chiede il pallone, esce poi Tessitori, fuori per Uglietti, la finta che fa saltare Figlioi, lo scarico per Tessitori, il movimento e c'è il fallo di Ariel Figlioi, la buona difesa di Watt, poi l'aiuto di Figlioi che va a cacciare il pallone, rivediamo il replay. Prende tanto cuoio Figlioi, ma forse anche sfiora l'avversario, si arrabbia coach Walter De Raffaele più con i suoi giocatori che con gli arbitri. Intanto Tessitori dalla lunetta sbaglia il primo tiro libero, si resta sul 61-54 per la De Longhi Treviso. Secondo libero a disposizione del centro della nazionale. Tessitori fa 0 su 2, entrambi cortissimi liberi, rimbalzo di Mitchell Watt che serve per Ariel Figlioi, il possesso per riavvicinarsi ulteriormente per l'Umana Reyer. Resta in campo Bruno Cerella da numero 4, intanto Tonut, il tiro dalla media è sfortunata qui l'Umana Reyer che rimane a meno 7, 6-1, 5-4 con Treviso dall'altra parte del campo, ma la difesa in questo caso è Oro Granata già schierata. Logan, lo scambio con Parks che cerca un compagno, non lo trova, è costretto a mettere a terra il pallone, poi va a attaccare su Bruno Cerella, ancora Parks, buona la difesa di Cerella, Parks forse muove il piede perno, segna Parks, sarebbe da rivedere quell'uso del piede perno di Parks, comunque alla fine è stato bravo a trovare il canestro sull'ottima difesa di Bruno Cerella a ridare il +9 alla De Longhi. Vediamo ancora la grafica che è tornata, ripetiamo che sia quella giusta. Intanto è giusto il punteggio +9, 6-3-5-4 con l'attacco dell'Umana Reyer, la tripla aperta Bruno Cerella se la prende, questa volta la sbaglia e il rimbalzo è di Uglietti per Treviso che supera la metà campo, si arresta Uglietti, lo scambio Tessitori, poi Logan dalla mamma mia cosa ha segnato Logan dalla linea della pallavolo di tabellone, una tripla da 9 metri, una cosa alla Logan. Time out per l'Umana Reyer perché adesso il punteggio è 66 a 54, ancora l'Umana Reyer non si è sbloccata nel quarto, ma questa è una delle triple che possono letteralmente ammazzare gli avversari. Logan che se la sentiva, questo è chiaro, l'ha presa assolutamente in ritmo, ha sganciato questa tripla, poi ha avuto anche fortuna perché il rimpallo sul tabellone ha favorito il pallone verso la sua penetrazione all'interno della retina. Treviso che torna dunque a +12, guardate da dove ha tirato Logan, tabellone, questa è proprio la precisione, il tiro pulito che riesce a prendere il tabellone con il taglio giusto, va rivisto più volte questo gesto tecnico, qui sembra un ciuffo, in realtà il pallone prima tocca il tabellone poi entra all'interno della retina. Ovviamente ci vuol parlare sopra coach Walter De Raffaele perché l'Umana Reyer è riuscita già a rimontare da 16 punti, adesso sono 12 di ritardo e mancano soltanto 8 minuti e mezzo, poco più da giocare nel corso della partita, però l'Umana Reyer ha le carte in regola per riuscire a riavvicinarsi a Treviso e non deve assolutamente mollare. La rimessa di Ariel Figlioi dopo il time out della panchina dell'Umana Reyer, è tornato in campo Julian Stone che subisce subito il fallo di David Logan, è il primo della De Longhi nell'ultimo quarto, siamo del resto soltanto all'inizio e si riparte allora con una rimessa ancora dal fondo per Figlioi che questa volta consegna senza problemi a Julian Stone. Nuovamente dicevo sul parquet il numero 5 dell'Umana Reyer, è entrato anche Chappell dopo il time out chiesto da De Raffaele. Watt quasi raddoppiato da Logan, si fa largo, uso del gancio con la palla che non va a segno per l'intervento di Parks, ancora una volta regolare perché il pallone stesso ha toccato il ferro, dunque non riesce a smuovere il punteggio l'Umana Reyer, anzi è Treviso ora in attacco con Parks che va a attaccare su Stone, uso ancora del piede perno, qui ancora un passo secondo me da parte di Parks prima di rilasciare il pallone verso Logan che prova ad attaccare Day, penetra, scarica, poi il tentativo da 3 punti, la stoppata di Chappell sulla tripla di Parks e il pallone recuperato da Stone in difesa. C'è l'Umana Reyer, deve ritrovarsi anche in attacco per cercare di rientrare ed eccolo il canestro da parte di Mitchell Watt sull'assist di Day, c'è anche il quarto fallo di Tessitori e dunque l'Umana Reyer può tornare alla doppia cifra, sotto la doppia cifra di ritardo se riuscirà a completare il gioco da 3 punti. Mitchell Watt ottimamente servito da Austin Day che vede l'assist verticale, serve il proprio centro
che a contatto con Tessitori porta a casa i 2 punti del canestro, porta a casa anche il fallo che gli concede il tiro libero supplementare per riportare, lo ripeto, l'Umana Reyer sotto la doppia cifra di ritardo quando, e questa volta il cronometro è corretto, mancano quasi corretto perché ne mancano 7,44 esattamente di minuti al termine della partita. E segna il tiro libero Mitchell Watt, dunque 6-6-5-7. Tessitori è costretto ad andare in panchina visto che falli ne ha spesi 4 con quello in precedenza, prova a accelerare comunque Treviso con l'errore sulla buona difesa di Watt, l'errore da parte di Parks, e dunque l'Umana Reyer ha ancora il possesso. Si partiva dal -7 all'inizio dell'ultimo quarto, adesso è -9 ma palla in mano con Austin Day che va a attaccare su Oglietti, non si prende il tiro, scarica per la tripla aperta di Chappell, il tentativo a 3 punti non va e il rimbalzo è nelle mani di Cook che riesce ad anticipare Julian Stone, sempre l'ultimo a mollare quando si tratta di lottare. 7-11 da giocare con Uglietti che pesca Fotu, ben marcato da Mitchell Watt, infrazione di passi, ancora una gran difesa dell'Umana Reyer che, ripeto, da questo lato del campo il suo lo sta facendo. Adesso bisogna trovare però anche la via del canestro con maggior continuità per cercare appunto di rientrare definitivamente nella partita, per non vedersela sfuggire via. Qui Watt resiste a Fotu che fa un mezzo saltello prima di mettere il pallone a terra. Giustissimo fischio arbitrale. 7-0-5 da giocare con il possesso nelle mani dell'Umana Reyer, con Julian Stone in cabina di regia a costruire il gioco, difesa già schierata, il pallone per Chappell, il blocco di Watt, ancora Chappell che si prende una tripla, non va e nessuno a rimbalzo. Qui ha sfruttato il blocco per farsi un varco, ma continua a essere bassa la percentuale dall'arco dell'Umana Reyer. È entrato, a proposito di tiri da 3 punti, Nikolic sul parquet per la formazione di casa, che ora attacca e porta a casa il fallo, credo sia di Jeremy Chappell. Sì, fallo di Chappell che manda in lunetta Cook con 2 tiri liberi per cercare di ridare alla Treviso Basket De Longhi il vantaggio in doppia cifra. Il fallo forse è avvenuto ancora prima dell'esecuzione del tiro. Qui Chappell, vedete, con il braccio sinistro, poi alla fine va a spendere il fallo con il braccio destro. Tolleranza sull'iniziale intervento del numero 21 dell'Umana Reyer da parte della terna arbitrale. Comunque alla fine arrivano i 2 tiri liberi per Treviso e Cook segna, ridando adesso la doppia cifra di vantaggio 6-7-5-7 con il secondo tiro libero a disposizione a 6:35. Questa volta è corretto il cronometro sulla grafica. 2 su 2 per Cook, 6-8-5-7 il punteggio, dunque torna a più 11 la De Longhi con Stone a costruire, marcato da Nikolic, lo scambio con Mitchell Watt, ancora Austin Day a chiedere la palla, Stone se la fa consegnare, si fa vedere Bramos che potrebbe prendersi la tripla, buona difesa di Uglietti, poi Austin Day che si fa largo, step back su Parks e canestro da parte di Austin Day, canestro di gran classe da parte di Austin Day per ridare ancora il -9. Mancano anche a Austin Day, come si vede dalle statistiche, i canestri dall'arco, ma comunque il suo lo sta facendo il numero 9 dell'Umana Reyer, con 2 cambi alle viste, Vidmar e Figlioi sul cubo del cambio, ma intanto si prosegue con il passo laterale, il tiro da 3 punti di Cook, l'errore, rimbalzo lungo toccato da Uglietti, la rimessa è per l'Umana Reyer che ha ancora un'altra opportunità. 5:46 da giocare, -9, rientrano in campo Figlioi e Vidmar, fuori Watt e Chappell per l'Umana Reyer che avrà adesso il possesso offensivo per cercare appunto di ritornare al -7, che era il punteggio da cui si è partiti in questo ultimo quarto, ma ci stiamo avvicinando decisamente alla metà del quarto. Attenzione, la palla persa di Stone che poi va a spendere il fallo su Uglietti. Anche qui bisogna stare molto attenti, perché potrebbe starci anche l'antisportivo, quello che chiede tutto il pubblico, quello che chiede anche la panchina di Treviso, che però continua a protestare. Attenzione, rischia il tecnico coach Menetti. Qui l'anticipo, rivediamo il tuffo di Stone che travolge letteralmente l'avversario, però mi sembra che stesse cercando la palla, dopo alla fine scivola sul parquet e falcia letteralmente Uglietti. Tecnico a Menetti, alla fine è arrivato per le proteste, dunque c'era un tiro libero per l'Umana Reyer. Poi ovviamente la palla sarà per Treviso, perché quello di Stone è il terzo fallo di squadra, con la palla persa. Austin Day va in lunetta per dare intanto eventualmente in caso di realizzazione il -8, che
che arriva con la palla che danza sul ferro. 6-8-6-0 per l'Umana Reyer. Sono 8 i punti da recuperare, appunto a 5-38 con il tecnico a coach Menetti ora inquadrato, non contento della mancata assegnazione dell'antisportivo a Stone, e il possesso è per Treviso sul più 8. Un contatto tra Parks e Day, stavo cercando di capire se fosse stato il fischio arbitrale, ma qui è veramente una bolgia. Poi Uglietti che prova ad attaccare, si prende il tiro dalla media, lo sbaglia, il rimbalzo è di Bramos e Stone ancora a costruire con calma, perché la difesa di Treviso ancora una volta ripiega perfettamente dopo l'errore in attacco. Bramos cerca l'accelerazione di fronte a Fotu, lo scarico verso Vidmar, il contatto con Nikolic, due, ripeto, compagni di nazionale sloveni, e il fallo è di Nikolic con Treviso che chiede questa volta il time out prima dei tiri liberi che andrà ad eseguire Gasper Vidmar. Chiaramente il mismatch è favorevole per Vidmar in quella posizione, un centro contro un esterno, prende posizione Vidmar e da dietro con il braccio destro abbraccia l'avversario Nikolic, che chiedeva una improbabile infrazione di passi. Comunque si andrà in lunetta. Ripeto, Vidmar non è un grandissimo tiratore di liberi, ma avrà comunque dalla linea della carità l'opportunità di limare ulteriormente quel -8 attualmente sul tabellone. Ricordo che l'Umana Reyer è riuscita a rimontare da -16 a -7 nella seconda parte, o meglio nella parte finale, gli ultimi 3 minuti del terzo quarto. Un avvio leggermente difficile anche in questo quarto, non difficile come è stato quello nel secondo tempo con il 12-0 trascinato da Nikolic, che ha impostato la partita sui binari favorevoli alla De Longhi. Comunque intanto si andrà in lunetta con Vidmar e poi vedremo, perché c'è mezzo quarto da giocare, 5-10 esattamente ancora sul tabellone del Palaverde di Villorba, che torna a ospitare il derby tra Treviso e Venezia. Bisogna usare il nome delle città, perché non è più la Benetton che ha affrontato 7 anni fa l'Umana Reyer prima di essere cancellata dalla scena cestistica nazionale, è la nuova Treviso Basket. Dall'altra parte invece è l'Umana Reyer che da neopromossa affrontò quei derby, vincendone uno e perdendone un altro, e che ora da campione d'Italia torna ad affrontare il derby con Gasper Vidmar, come detto, in lunetta con 2 tiri liberi, e sbaglia il primo, quasi a confermare appunto quelle che sono le statistiche che avevamo ricordato, quasi cercando di cancellarle dalla realtà, ma ci sono. Vidmar non è un gran tiratore di liberi, ma segna il secondo, e dunque -7. Come si era partiti all'inizio del quarto, così si è all'avvio alla seconda metà dell'ultimo e decisivo quarto del derby De Longhi Umana Reyer. Nikolic, la palla per un attimo strappata da Figlioi, poi perso Fotu, arriva la stoppata da parte di Stone, ma c'è il fallo, non so se sia di Day. Prima della stoppata di Stone, sì, è di Day, e i 2 tiri liberi per Fotu. Peccato, perché Stone aveva fatto un recupero difensivo strepitoso. Rivediamo ancora la dormita difensiva dell'Umana Reyer con Day che arriva in ritardo, poi Stone a cancellare Fotu, ma il fallo è precedente da parte di Austin Day, che con il braccio, eccolo qua, braccio sinistro sul braccio sinistro di Fotu, che adesso va in lunetta, ma sbaglia anche lui un tiro libero. Dunque resta 6-8-6-1 il punteggio a favore di Treviso, che ha con il neozelandese il secondo tiro libero a disposizione per ritornare a +8. L'esecuzione di Fotu, questa volta a segno, così come Vidmar, 1 su 2 segnando il secondo, con il possesso adesso nelle mani di Julian Stone per costruire il gioco per l'Umana Reyer. Bramos per Figlioi, blocco di Gasper Vidmar, ci prova Figlioi da 3 punti, l'errore, la lotta a rimbalzo, e qui il fischio è contro Gasper Vidmar, che si fa sentire in maniera troppo fisica, non convinto nemmeno questa volta del fischio arbitrale, ma se ne accusa subito in maniera estremamente sportiva Gasper Vidmar. Rivediamo la lotta a rimbalzo con Parks, e sì, mi sembra che il fischio non ci stesse, ha ragione Gasper Vidmar, si va dall'altra parte del campo con il fallo di Vidmar, che dà 2 tiri liberi a Parks, perché l'Umana Reyer è già al bonus, come correttamente questa volta dice la grafica. Treviso invece di falli ne ha spesi uno solo. Parks segna il primo. Treviso dunque 7-0, Umana Reyer 6-1, +9, può tornare in doppia cifra il vantaggio della squadra dell'ora inquadrato coach Menetti, e sbaglia però
il secondo Parks e dunque rimane più 9, 3 possessi pieni da recuperare per l'Umana Reyer a 4 minuti e mezzo, poco più da giocare nel corso del quarto. Julian Stone si fa vedere Figlioi che riceve, chiede palla e la riceve a sua volta. Watt, che è ritornato sul parquet al posto di Vidmar, subisce il fallo di Fotu, è il terzo personale, ma porta, se non vado errato, Treviso al bonus. E qui forse c'è un errore nella sovraimpressione, perché Treviso viene data 2 falli, ma a me sembra che siano 4. Comunque controlleremo al prossimo fischio arbitrale. Ancora una volta la grafica leggermente difforme da quella che dovrebbe essere la realtà. La penetrazione di Figlioi, l'assist per Mitchell Watt che sbaglia clamorosamente l'appoggia al ferro, forse per un contatto, anche perché vediamo adesso scuotere un po' la testa, ridere. Grandissimo assist di Figlioi che però non va a referto. Rivediamo ancora Figlioi che serve l'assist e poi si fa largo Watt, il contatto con Fotu che non usa le braccia, anche se entra secondo me nel cilindro di Watt. Comunque la rimessa è per l'Umana Reyer che costruisce con Ariel Figlioi sfruttando il blocco di Watt, alza la parabola Figlioi, sbaglia però non di poco e il rimbalzo è nelle mani di Fotu con Treviso a più 9, palla in mano. Logan, sul cubo del cambio c'è Tonut e anche arriva adesso De Nicolao, il pallone per Cook, la tripla centrale a segno, scusate, era Parks non Cook, ma cambia poco, cambia soltanto il punteggio per l'Umana Reyer. Ancora meno 12 e il tempo stringe veramente per gli Ologranata che comunque vogliono continuare a crederci. Il pallone per Austin Day, lo scarico per Figlioi che ci prova anche lui da 3 punti, la tripla sbagliata, lotta rimbalzo ancora Julian Stone che serve per Austin Day, tripla aperta a segno per Austin Day. Ancora un rimbalzo offensivo di Stone che di punti non ne ha segnati ma di rimbalzi ne ha recuperati parecchi e su questo riconsente a Austin Day di rispondere alla tripla di Parks, all'Umana Reyer di tornare sotto la doppia cifra di ritardo. Fotu marcato da Watt, va da Logan che si prende ancora una delle sue triple e ancora una volta Logan con le sue triple. Queste sono le sue classiche triple, quelle fuori da ogni schema ma precisissime. Di nuovo più 12 Treviso. Stone penetra il pitturato, scarica per Figlioi, non è un grandioso passaggio ma è bravissimo Figlioi a usare il piede perno a trovare il meno 10 a 3 minuti dalla fine della partita. 10 punti sono tanti ma l'Umana Reyer vuole continuare a crederci. Logan marcato da Stone nella metacampo offensiva, allo scambio con Parks, il consegnato che non riesce con Cook per la gran difesa di Bramos. Adesso Cook si fa largo sempre sul cubo del cambio. De Nicolao e Figlioi per l'Umana Reyer che però sta difendendo forte. Fotu ci prova da 3 punti, sbaglia non di poco, il rimbalzo è di Parks e chiede l'infrazione di 24 secondi, così è giustamente. L'Umana Reyer recupera il pallone, 2 minuti 31 secondi da giocare, entrano De Nicolao e Tonut. L'Umana Reyer è a meno 10, sono pochi, 151 secondi da giocare, ma 10 punti si possono anche recuperare. Vanno a controllare intanto gli arbitri l'effettiva infrazione di 24 secondi per Treviso. L'Umana Reyer non sta mollando un centimetro, sicuramente non è l'Umana Reyer al top della condizione, ma per quel che riguarda, e questo è una costante che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato, questa è la quarta, ma anche nelle partite di Coppa, è una squadra che non molla mai dar per morta l'Umana Reyer, che non a caso è proprio su questi presupposti che ha costruito le sue fortune, i 2 scudetti e anche la Coppa vinta, la FIBA Euro Cup. Adesso capisco perché gli arbitri avevano dei dubbi, ma il pallone non tocca il ferro. Ha fatto uno stranissimo rimbalzo, forse proprio perché, eccolo qua, aveva una rotazione insolita con Fotu che non è propriamente un tiratore da 3 punti, è stato costretto a prenderselo allo scadere dei 24 ma non ha toccato il ferro, sebbene la prima impressione potesse essere questa. Comunque il pallone per l'Umana Reyer, 2 minuti e mezzo, si parte ancora da Julian Stone. In campo sono entrati Tonut e De Nicolao. Eccolo De Nicolao che gioca a 2 con Day, finge la tripla, Day scarica per De Nicolao, la tripla aperta dalla punta, a segno Andrea De Nicolao. Umana Reyer che si riavvicina ancora una volta a quella soglia di meno 7 da cui è partita in questo ultimo e decisivo quarto del derby. Nikolic ben marcato da De Nicolao, poi Logan che sfugge a Tonut ma c'è l'aiuto difensivo di Day
Day e c'è la palla buttata alle ortiche da Logan, con ancora il gioco in velocità per l'Umana Reyer, la tripla di Austin Day, l'errore, la lotta a rimbalzo, tocca Bramos, ci prova da 3 punti Tonut, ancora un errore, ancora un rimbalzo offensivo di Stone, poi lo scarico per Bramos che finge la tripla, passo laterale, tiro da 3 punti, al terzo tentativo va a segno la tripla di Michael Bramos. 7-6, 7-2, 1:44 da giocare, anche se il cronometro continua a correre. Secondo me i minuti invece sono 1:50. Comunque cambia veramente poco, perché attenzione, c'è anche un altro tecnico alla panchina di Treviso e dunque espulso Menetti, tiro libero supplementare per l'Umana Reyer dopo la tripla messa a segno da Bramos, già punito con un tecnico. Coach Menetti, ecco quello che dicevamo quando dicevamo che l'Umana Reyer non molla mai, ecco Menetti che si arrabbia tantissimo e verrà punito con il tecnico, ma intanto si prosegue con la tripla di Michael Bramos e c'era un tiro libero per l'Umana Reyer sul -4. Era -12 qualche istante fa, dobbiamo dire qualche istante perché sono poco più di 2 minuti. Adesso è -4 col tiro libero di Austin Day, può tornare ad un solo possesso l'Umana Reyer e lo fa. Dunque Umana Reyer a quota 73 contro i 76 di Treviso 1,50. Adesso è stata corretta anche la grafica nel cronometraggio, 7-6, 7-3 e c'è partita negli ultimi 2 minuti. Treviso sapeva di non poter concedere nulla all'Umana Reyer. L'Umana Reyer però non ha ancora completato la scalata del mostro, deve ripartire proprio dalla difesa con Nikolic che costruisce l'azione, marcato da Andrea De Nicolao sopra la metà campo. Nikolic ancora con il palleggio insistito, il cambio difensivo, Logan ha di fronte De Nicolao, la penetrazione, lo scarico, Cook dall'angolo da 3 punti e trova la tripla importantissima Cook perché ridà 2 possessi pieni di vantaggio a Treviso. Il cronometro adesso non corre più, ma siamo ormai all'ultimo minuto e mezzo. Ancora De Nicolao per Day che prova anche lui da 3 punti e segna anche lui di nuovo, -3, 7-9, 7-6, 80 secondi da giocare al pala verde di Treviso. Un possesso da recuperare per l'Umana Reyer, ma il pallone nelle mani della De Longhi con Nikolic che va a marcare su De Nicolao che va a marcare su Nikolic e arriva il fallo. Mi ha sorpreso come sorprende De Nicolao che scuote la testa questo fischio arbitrale. Sì, assolutamente non c'era questo fallo. Capisco perché si sia arrabbiato così tanto Andrea De Nicolao. Certo, qui la bolgia del pala verde può influire e Nikolic segna dalla lunetta ridando 2 possessi di vantaggio a Treviso, 8-0, 7-6 con secondo tiro libero a disposizione dell'uomo che se Treviso vincerà sarà l'MVP decisamente della partita, fa 2 su 2 e dunque 8-1, 7-6, vedete 21 punti, ma soprattutto la fiammata ad avvio di secondo tempo che ha incanalato la partita. L'Umana Reyer comunque fa bene continuare a crederci. Il pallone da Bramos a Day marcato da Logan, è un mismatch favorevole, lo scarico per Tonut che in qualche maniera cerca di tenere il pallone e invece arriva la schiacciata di Parks con il time out dell'Umana Reyer. Questo a 52 secondi dalla fine potrebbe essere il pallone che decide la partita. Day è riuscito a riaprire il match rispondendo in precedenza alla tripla di Treviso che aveva cercato di affondare l'Umana Reyer. Qui però scarica malamente il pallone per Tonut che non lascia uscire il pallone dal campo per evitare la persa, ma permette a Parks di recuperare e Treviso di nuovo da -3 è tornata a da +3 è tornata a +7 e fa tutta la differenza del mondo perché +3 è un solo possesso, +7 non sono 2 possessi, sono 3 possessi e a 52 secondi dalla fine bisogna assolutamente trovare punti veloci per l'Umana Reyer all'uscita dal time out per riprendere per l'ennesima volta in mano una partita che vediamo adesso i tifosi sono un po' demoralizzati dopo aver sperato nella rimonta. Non sono altrettanto demoralizzati i tifosi di Treviso, stavo dicendo una partita che l'Umana Reyer aveva praticamente sempre condotto sia pur di misura nel primo tempo. Nel secondo tempo invece fin dalle prime battute Treviso ha messo le mani sull'inerzia, è arrivata ad avere un vantaggio di 16 punti, poi l'Umana Reyer limando punto su punto è riuscita a rientrare 2 volte, una volta a -7, poi dal -12 a 4 minuti dalla fine si è arrivati al -3, adesso di nuovo -7 con la rimessa ovviamente in fase d'attacco dopo il time out richiesto dal coach Walter Raffaele, rimessa a favore dell'Umana Reyer che
ovviamente dovrà trovare punti rapidi, meglio se 3, ma comunque punti rapidi ci vogliono per riavvicinarsi alla formazione di casa. La rimessa di Julian Stone, cerca un compagno, lo trova in Ariel Figlioi che ci prova da 3 punti, sbaglia e non di poco. Il rimbalzo è di Fotu e adesso Treviso può anche giocare con il cronometro, supera la metà campo con Cook, la pressione di De Nicolao, poi arriva Stone, il pallone raggiunge le mani di Nikolic, il raddoppio, il fallo questa volta sì di De Nicolao che dà un colpo d'anca a Nikolic e poi va a scusarsi con l'avversario. Bello il gesto tra i due, perché il pubblico si lamentava, voleva in questo caso l'antisportivo, in realtà lo scivolamento laterale di De Nicolao, in questo caso il fallo ci sta assolutamente tutto, non come quello fischiato in precedenza, cerca di contrastare la strada dell'avversario, ma non è un fallo antisportivo, gli arbitri non vanno nemmeno a controllare, giustamente a mio parere. Con 32 secondi da giocare, 2 tiri liberi per Nikolic che segna il primo. E dunque di nuovo 8 da recuperare, con un coach Walter De Raffaele che comincia a temere che arrivi la terza sconfitta esterna in 3 partite lontano dal tagliaccio per l'Umana Reyer, e diventano 3 possessi pieni adesso per Treviso. Dei prova ad accelerare, ci vogliono punti rapidi, va dentro, subisce il contatto, convalidato il canestro e c'è anche il fallo di Fotu, si andrà in lunetta, dunque potenziale gioco da 3 punti per Austin Day. Forse però è troppo tardi, mancano 28 secondi, vediamo Day che fa secondo me la scelta potenzialmente sbagliata, perché serviva sul meno 9 un tiro da 3 punti, ma alla fine riesce comunque a portare a casa il canestro, il fallo e avrà il tiro libero supplementare che in caso di realizzazione alla fine varrà comunque 3 punti a favore dell'Umana Reyer, che è arrivata a 78 non a 76 come dice la grafica, e ha 7 punti da rimontare alla formazione della De Longhi. Fotu si rialza, Day va in lunetta con il tiro libero, Tessitori dalla panchina scuote sia il pubblico che i compagni in campo, perché vede vicina la possibilità di aggiudicarsi questo derby. Il libero di Day che va a segno, ma la Reyer ha 2 possessi ma pieni di ritardo, 8-5-7-9, la rimessa deve essere effettuata da Treviso, raggiunge le mani di Logan, ancora al di là della metà campo Treviso con l'accelerazione, qui c'è il fallo antisportivo di Day e qui veramente è la fine della partita, stende letteralmente Cook, Day cercando inizialmente la stoppata, poi le sfugge l'avversario, lo colpisce in faccia Austin Day e qui è finita la partita, anche se non è 8-5-7-8 ma è 8-5-7-7 ma 8-5-7-9, rivedete come la mano sia proprio sul volto dell'avversario di Day. Nulla da dire su questo fischio arbitrale, evita 2 facili ma concede 2 liberi più il pallone alla De Longhi, che dunque dopo 7 anni è vicinissima a vincere il derby. Aveva vinto l'ultimo derby Treviso, quella volta targata Benetton, con la società che aveva dominato in Europa prima di sparire dalle orbite del basket che conta per il disimpegno appunto della famiglia Benetton. Intanto segna il primo tiro libero Cook a cercare di chiudere ulteriormente la partita, ma ripetiamo ormai il tempo è troppo poco per sperare in una rimonta dell'Umana Reyer. Dicevo, aveva vinto l'ultimo derby Treviso, quella volta entrambi i derby disputati al Palaverde, dove giocava in esilio l'Umana Reyer in attesa dei lavori di sistemazione del Tagliercio. Entrambe le squadre vinsero fuori casa, l'Umana Reyer vinse la prima partita con un canestro di Shevchik di 1 punto verso la fine, poi giocando in casa sia pure al Palaverde perse il secondo derby e adesso torna a sconfitta dal Palaverde. Non spende nemmeno fallo l'Umana Reyer, con Treviso che potrà incrementare o aggiornare comunque il vantaggio, cerca il recupero con la pressione difensiva l'Umana Reyer, non con il fallo. 8-7-7-7, 10 punti, 10 secondi, 11 se vogliamo, ma cambia realmente poco. Vedremo se si continuerà a giocare fino alla fine oppure se, come spesso accade in questi casi, si resterà lì con il pallone fermo. Ci prova da 3 punti Treviso e segna anche questa tripla. 9-0-7-7, ultimissimo possesso, il tentativo sbagliato, il rimbalzo di Treviso non è 7-7 ovviamente come dice la grafica, ma è 9-0-7-9 il punteggio con cui si conclude il derby tra De Longhi Treviso e Umana Reyer Venezia. Dal Palaverde di Villorba, da Alberto Binazzi è tutto, ci sentiremo per le prossime gare interne dell'Umana Reyer, che tornerà a giocare al Tagliaccio, lo ricordiamo, sabato prossimo nella partita contro Cremona. Grazie ancora per averci seguito.